Buongiorno, apriamo i lavori di questa Agorà sul lavoro organizzata dal Partito Democratico del Veneto. Voglio ringraziare prima di tutto il Ministro Orlando per aver accolto il nostro invito a essere qua con noi oggi. Ritengo sia un segnale importante per il PD del Veneto, ma anche per questa regione che attorno ai temi del lavoro ha tante discussioni aperte. Abbiamo scelto di cominciare il nostro percorso di approfondimento dal tema del lavoro perché certamente il Partito Democratico è e vuole essere il partito del lavoro. Abbiamo l'ambizione di contribuire a costruire una società con meno diseguaglianze e il lavoro nella storia moderna è sempre stato la leva fondamentale per l'emancipazione e la giustizia sociale. Ma in questo tempo è evidente come questa funzione del lavoro sembri interrotta e questo percorso di riscatto delle società e delle persone sembri bloccato o sospeso. Questo avviene forse perché oggi, in quello che molti definiscono il mondo del dopo, in cui sono cambiati o stanno cambiando i modelli, i paradigmi, i parametri, si è prodotto un generale indebolimento del lavoro, dipendente e non solo. Un indebolimento del suo potere contrattuale dentro le imprese, ma anche nella società. Siamo dunque di fronte a un fenomeno di sistema che coinvolge il mondo produttivo e che incide direttamente nel rapporto tra capitale e lavoro, ma che riguarda anche l'organizzazione sociale, lo sviluppo delle comunità. E a questa già complessa fase di transizione si è aggiunta la pandemia che ha inferto un colpo durissimo all'economia e al lavoro, accentuando le diseguaglianze e le fragilità delle persone e dei territori. E ora è arrivata la guerra, dagli sviluppi ancora incerti, che sta già pesando fortemente sulle possibilità di ripartenza e che ci obbliga a immaginare una strategia di intervento tale da affrontare le emergenze nel breve termine, come ha prontamente fatto il Governo nazionale con il decreto uscito in queste ultime ore, ma che al contempo ci consenta di dare risposte strutturali di lungo periodo alle cause più profonde di queste stesse emergenze. Penso al tema energetico e al tema della transizione ecologica. In questo contesto dunque di grandi cambiamenti, di profonde incertezze, anche il mondo del lavoro è chiamato a misurarsi con delle emergenze che anche in questo caso richiedono risposte strutturali. Il tema del lavoro povero che colpisce tutti i lavoratori in condizioni di debolezza sul mercato, in prima fila i giovani, più in generale la precarietà, i cosiddetti luoghi della periferia del lavoro, luoghi fatti di protezioni deboli e di salari inadeguati. Il lavoro delle donne è ancora troppo poco dal punto di vista quantitativo e troppo poco riconosciuto dal punto di vista retributivo. O la questione cruciale della sicurezza e della salute sul lavoro. Ecco, questi e molti altri sono i temi, le emergenze che ci richiamano appunto alla centralità necessaria del lavoro nel nostro progetto di ripartenza. E questo deve avvenire soprattutto qui nella nostra regione, perché il Veneto è ed è sempre stato, sotto tanti punti di vista, la regione del lavoro, dell'impresa, della laboriosità, con delle specificità che ci impongono un'attenzione speciale. 430.000 imprese, il 93,3% delle quali con meno di 9 dipendenti, che assorbono il 40% della forza lavoro. Il protagonismo del mondo dell'artigianato, del commercio in alcuni settori che sono strategici per la nostra economia. Il tema del lavoro autonomo, le grandi imprese che sono sottoposte alla concorrenza, devo dire, non sempre leale degli attori globali. Un contesto in cui, insomma, più che mai la legittima questione salariale si tiene con la capacità delle imprese di stare sul mercato. Noi pensiamo che su questi temi debba aprirsi in Veneto una stagione nuova, che sia finalizzata a riprogettare il futuro di questo territorio andando oltre le soluzioni emergenziali che spesso sono state al centro delle politiche degli ultimi anni. Serve insomma investire e scommettere su questa regione. Per farlo pensiamo sia necessario un coinvolgimento largo, un dialogo con il mondo del lavoro, con il mondo dei lavori. Per questo ringrazio le organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confprofessioni, le tante organizzazioni che hanno aderito a questo nostro appello ad aprire un cantiere che ragioni attorno al tema del lavoro, perché ci sono alcune questioni certamente cruciali che deve garantire lo Stato, penso a quelle strettamente connesse ai temi della tenuta economica e sociale,
ma altre rispetto alle quali acquisisce o può acquisire un ruolo fondamentale il territorio con le sue caratteristiche e le sue specificità. Ora inizia formalmente questa sessione di lavori. Abbiamo chiesto a Bruno Anastasia di aiutarci nella comporre un quadro di partenza su quello che è lo stato del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, le prospettive in questa regione, e poi seguiranno gli interventi di tutte le persone che vengono a rappresentare un punto di vista, un racconto sul mondo del lavoro che ci aiuterà a comporre quel quadro complessivo rispetto a quale il Partito Democratico vuole porsi come interlocutore credibile per costruire insieme un progetto per la nostra regione e per il nostro paese. Grazie e buon lavoro. Ho il compito introduttivo di fornire qualche stimolo al dibattito e di fornire qualche elemento di analisi. Ci provo, in poco tempo non è facile, si devono scegliere le cose da dire. Il compito dell'analista può essere il più facile, perché poi il compito di chi fa le proposte è un po' più complicato, ma farò anche qualche incursione sulle questioni delle proposte. Lascio sullo sfondo le mega questioni, il destino del capitalismo e il destino del modello di sviluppo. Le lascio sullo sfondo perché altrimenti si complica ancora. E mi fermo alla situazione attuale, diciamo così, a un'ottica più congiunturale. Siamo, lo diceva già nell'introduzione, in un momento stranissimo. Siamo alla fine di un pericolo, di una grave crisi, e ne stiamo intravedendo un'altra. E quindi siamo in una fase in cui, se guardiamo in avanti, dobbiamo fare delle previsioni su qualcosa di cui ancora non abbiamo chiarezza, non sappiamo quanto potrà incidere, e su questo non sono in grado di portare contributi innovativi. Non c'è nessuno in Veneto che possa cimentarsi seriamente con un problema di previsioni di quanto accadrà. Sappiamo per certo che anche il Veneto sarà profondamente interessato, perché il Veneto è molto esposto sul fronte del commercio internazionale, il rapporto, che ne so, esportiamo relativamente poco con la Russia, 1,4 miliardi, insomma, più o meno, però è comunque il 2% delle esportazioni venete. Non sono cifre stratosferiche, ma qualcosa contano. Quindi il Veneto è sicuramente esposto, è esposto sul fronte del turismo, le crisi internazionali, il Covid si è ripercosso in maniera molto forte, è esposto sul fronte della produzione. Sappiamo quanto dobbiamo alle interrelazioni con la Germania, in modo particolare per tutto ciò che riguarda il settore auto. Quindi il Veneto è esposto. Fare delle previsioni è complicato, in Veneto non c'è nessuno che sia in grado di farlo, e su questo quindi non ho un contributo oltre a quello che leggiamo sui giornali, delle stime del Fondo Monetario, della Commissione Europea o dei grandi organismi. Rifletto quindi su ciò che è accaduto e al punto in cui siamo adesso. I dati degli ultimi mesi sul fronte dell'occupazione sono dati estremamente positivi, soprattutto rispetto a ciò che ipotizzavamo e ciò che poteva accadere. Abbiamo corso, l'epidemia ha messo in crisi la società, ma storicamente le società sono venute fuori molto male da fasi epidemiche così consistenti. Ne siamo usciti grazie a 3 fattori: l'Europa, la scienza e un allargamento dell'intervento dello Stato assicurato dal fatto che stava dentro l'Europa, altrimenti sarebbe stato molto più complicato. Ne siamo usciti, e ne siamo usciti senza neanche quegli stravolgimenti che ogni tanto si leggono in maniera un po' per amore di novità. Sul fronte dei licenziamenti, ad esempio, che sappiamo tutti la storia, erano temuti, non c'è stato niente di ciò che qualcuno aveva annunciato, 1 milione di licenziamenti. Se uno va a guardare i dati deve assolutamente cambiare totalmente la riflessione. Ma anche sul fronte delle dimissioni, è vero che le dimissioni sono aumentate, ma qualcuno vede in Italia situazioni di tipo americano, un rifiuto del lavoro, eccetera. Niente di tutto questo. C'è stato un incremento, non sto a portare i numeri, immagino che mi crediate sulla parola, ma non c'è stato niente di tutto questo. C'è un incremento, un rimbalzo dopo una fase di rigidità del mercato del lavoro, c'è una fase in cui
ci sono maggiori spostamenti, e ci sono maggiori spostamenti perché sia come risposta alla rigidità precedente, sia come risposta alle novità che comunque ci sono nel mercato del lavoro. Il risultato di questo, come siamo oggi dopo questo periodo, se ci confrontiamo con il momento prima della pandemia, perché è quello con il quale ha senso confrontarsi, troviamo che il Veneto è arrivato con l'ultimo trimestre a un livello di occupazione di occupati esattamente analogo a quello del 2019, 2.140.000 contro 2.149.000. Per l'Italia siamo ritornati sopra i 23 milioni, quasi riallineati con i dati di marzo. La disoccupazione in Veneto è al 5,3, quindi è estremamente bassa. Cioè, i dati generali, anche per l'Italia, è diminuita di quasi 2 punti rispetto al 2019. I dati generali sono dati estremamente positivi se uno si ferma qua. Ok? È evidente, di questo siamo contenti, è bene dirlo, però vogliamo scavarci un po' dentro questi dati generali. Per scavarci dentro questi dati generali, Andrea mi dici se quando il tempo va fuori, diciamo, perché non voglio, ok? Se dobbiamo scavare dentro i dati generali, mi limito a 5 flash. Vedi? Il primo flash è il problema demografico. Riguarda il problema demografico. Tra l'altro, in questo periodo il tasso di occupazione cresce più velocemente e meglio che non il numero di occupati. Il tasso di occupazione femminile in Veneto è arrivato all'ultimo trimestre al 60%. È il record storico assoluto. Ok? Ma non possiamo, il tasso di occupazione è un indicatore che dobbiamo abbandonare. Perché dobbiamo abbandonarlo? Perché c'è un fatto nuovo, che dal 2014 la popolazione sta diminuendo, sia la popolazione totale, sia la popolazione in età da lavoro. Allora, se la popolazione sta diminuendo, rischiamo che il tasso di occupazione aumenta anche se gli occupati diminuiscono, il che non è una grande notizia. Per cui lasciamo perdere il tasso di occupazione, guardiamo solamente gli occupati. Eravamo abituati già da 3 decenni a dirci stiamo invecchiando. Adesso bisogna aggiungere stiamo invecchiando e stiamo diminuendo. Questo che cosa comporta? Comporta che le prospettive per il tasso di ricambio, cioè il tasso di ricambio è il rapporto tra persone intorno ai 65 anni che stanno per uscire, quelli di 25, che più 20-25 che più o meno entrano. Il tasso di ricambio oggi è 130 a 100. 130 escono, 100 entrano, almeno nell'età. Poi se vanno a lavorare o no è un'altra partita. E diventerà 190 nell'arco di 20 anni in Veneto. Diventerà 190 ovviamente al netto di immigrazioni, al netto del contributo migratorio. Diventerebbe, se chiudiamo il Veneto, diventa 190. E non è difficile pensare che sia sostenibile. E quindi le implicazioni politiche di questo sono molto evidenti, molto chiare. Il tema dell'immigrazione è un tema centrale per l'assetto della società e per il mercato del lavoro. Quest'anno il governo ha fatto un decreto flussi, che è il primo decreto flussi di una minima consistenza, 69.700 posti, che non sono ingressi nuovi, cioè non sono tutti ingressi nuovi. Dentro c'è una quota di ingressi che sono gli stessi di anno in anno, quindi il numero insomma va anche diminuito. Poi lasciamo perdere il problema di quanti di questi sono regolarizzazioni di già presenti. Di fatto sono numeri tutto sommato piccoli, però è il primo segnale dopo 10 anni in cui avevamo pensato che tutto ciò non servisse. Ma non c'è solo il problema del decreto flussi, cioè dei numeri, c'è tutto il problema dell'integrazione degli immigrati, che è la vera scommessa, è una delle scommesse principali per la tenuta della società italiana. Secondo flash. Dentro questa dinamica dell'occupazione c'è un'erosione continua del lavoro indipendente. Ciò che cresce, ciò che è cresciuto è il lavoro dipendente. In Veneto siamo arrivati per la prima volta sopra quota 1.700.000, mentre il trend dell'occupazione, nonostante il privilegio assoluto e ingiustificato della flat tax fino a 65.000 euro, non ha cambiato il trend dell'insieme del lavoro indipendente.
perché è continuamente diminuito, ma sta diminuendo da oltre 20 anni. Sta diminuendo da prima della crisi Lehman Brothers, per intenderci. È un trend continuo. Qual è l'implicazione di tutto questo? Tutto ciò che ci siamo raccontati sul Veneto serbatoio di lavoro autonomo, il Veneto serbatoio di imprenditorialità, bisogna ragionarci sopra. È vero che è positivo che la quota di lavoro indipendente si riduca, perché era del tutto anomala nel panorama delle società moderne industrializzate. Però il tema dell'imprenditorialità, il rarefarsi delle vocazioni imprenditoriali, è un tema assolutamente rilevante, che dentro c'è il problema della successione imprenditoriale alle imprese, ma non è solo quello, è proprio il problema di come assicuriamo, di come pensiamo che debba evolvere, debba crescere anche la capacità di intraprendere. Vado velocemente. Il terzo punto, terzo flash, la questione della precarietà, che riguarda ovviamente il lavoro dipendente per definizione. Qui bisogna intendersi che cosa intendiamo per precarietà. Quelli che ne parlano e che citano numeri, per precarietà intendono lavoro a termine. Okay? La questione può non essere così, non c'è una simmetria totale tra lavoro a termine e lavoro fragile. Lo dico anche perché ho lavorato per 23 anni con contratti di lavoro a termine presso la Regione Veneto e il Ministero del Lavoro, e faccio fatica a pensare, come si può dire, che quello fosse assoluto precariato, quindi ho qualche cognizione di causa. Ma escludiamo, come si può dire, troppi particolari, accettiamo la equiparazione tra lavoro a termine e precarietà. Che cosa sta accadendo? Perché ogni tanto, credo anche in questi giorni sui giornali, anche in occasione del 1° maggio, viene enfatizzato tutta l'occupazione nuova e precaria, abbiamo superato i 3 milioni di lavoratori a termine, eccetera. Ora, qua bisogna intendersi. Per quanto riguarda l'insieme del lavoro a termine, siamo semplicemente tornati ai livelli di prima della pandemia. Il lavoro a termine è cresciuto perché è rimbalzato, ed è rimbalzato perché durante la pandemia il lavoro a termine era diminuito, mentre il lavoro a tempo indeterminato non era diminuito perché era stato protetto da un intervento colossale, 20 miliardi solo nel primo anno, della cassa integrazione. Quindi c'è un effetto rimbalzo di cui che stava nella logica del sistema. Ma non solo. Quando utilizziamo i dati Istat per dire 3 milioni, eccetera, eccetera, i dati Istat non ci aiutano per nulla a capire che cosa c'è dentro, quali sono i contratti che si sviluppano e perché. I dati Istat questo non ce lo dicono, bisogna che guardiamo altre cose, che guardiamo i dati dell'INPS, che guardiamo i dati di Veneto Lavoro e che ci facciamo un quadro più vero di quello che sta accadendo. E queste fonti ci raccontano che per quanto riguarda il tempo determinato, in senso stretto, siamo a livelli ancora inferiori a quelli della pandemia, non si sono ripresi quei livelli. Per quanto riguarda invece il lavoro intermittente e il somministrato, questi sì sono cresciuti. C'è una tendenza del sistema alla crescita del lavoro somministrato che ha una qualche consistenza. Ma il fatto che intermittente e somministrato siano cresciuti, più o meno, non ha nel suo insieme ancora equiparato il livello precedente. Allora, il decreto dignità, che voleva abolire la precarietà, no? Ha avuto come risultato quella di bloccarla. Cioè, la fermata stava crescendo, nessuno sa se sarebbe cresciuta ancora. Comunque era il 17% sul totale degli occupati prima della pandemia. È di nuovo il 17% adesso, secondo i dati Istat, lavoro a termine in senso generale. Dentro ci sono quei particolari lì. Ma al di là del fatto di dire non siamo di fronte a una ondata di precarizzazione drammatica o che cambi, che sia totalmente diversa da ciò che c'era già prima. Detto questo, resta il problema comunque che uno può dire, vabbè, anche se non è aumentato, il livello è elevato e noi vogliamo ridurla. Il tema è come si fa a ridurla? Con gli slogan è facilissimo. Con le misure
è un po' più complicato. E qui bisogna avere, secondo me, chiaro che ci sono molte misure attualmente che contengono il lavoro a termine nelle sue dimensioni. C'è un limite per impresa, al numero di lavoratori dipendenti per impresa, c'è un limite al lavoro intermittente nell'arco di 3 anni, c'è un limite al numero di contratti, ci sono dei limiti in capo all'impresa e ai lavoratori, perché non si può avere un contratto che duri più di 24 mesi, non ci possono essere più di 4 proroghe, non sto qui a raccontarli tutti, limiti quantitativi. E in più il decreto dignità aveva posto anche qualche limite qualitativo, la causale. Su questo insieme di limiti bisogna ragionare e, se c'è il caso, bisogna stringere qualche bullone. Okay? Stringendo qualche bullone, che non significa che non si deve chiamare riforma, perché la riforma è una roba grossa, seria, si deve chiamare manutenzione della legislazione. Okay? Non è che vendiamo come riforme qualsiasi cambiamento che dopo gli effetti sono assolutamente modesti. Okay? Però si può intervenire, io credo che si deve intervenire solo sui limiti quantitativi rivolti alle imprese, non sui limiti che riguardano imprese e lavoratori, perché si penalizzano anche alcune situazioni concrete, e non sui limiti qualitativi che poi danno troppo lavoro agli avvocati e come si può dire, al contenzioso, che non credo aiuti. Quindi si può intervenire. Adesso c'è qualcuno sta guardando la Spagna, i 6 mesi, eccetera, come massimo, no? Però bisogna che ragioniamo sul serio che cosa ci aspettiamo dai nostri eventuali interventi, perché non possiamo aspettarci, diciamo così, risultati sul modello del decreto dignità, che poi alla fine il totale resta come prima, okay? Perché questo non è un risultato significativo e bisogna stare attenti a non intervenire per destabilizzare in maniera eccessiva l'assetto delle regole, che sono già interessanti e significative e che hanno bisogno invece di molta maggiore attività sul fronte dei controlli. Su questo anche la relazione recentemente messa a punto dal Ministero del Lavoro sui lavoratori poveri insisteva molto. Il tema dei controlli, della vigilanza documentale, è un tema trasversale a tutte queste questioni e va enormemente potenziato e le possibilità sono molto alte. Questo riguarda anche il part-time. Il part-time è un tema che viene meno trattato che non il tempo determinato, viene meno pubblicizzato e invece è la crescita dentro il part-time che ha elementi di, come si può dire, di sospetto sui quali bisognerebbe intervenire. Quando vedo che in alcune regioni italiane i maschi nel settore manifatturiero sono al 22% a part-time, qualche problema me lo pongo. In Veneto sono al 3%. Okay? Quindi qualche problema me lo pongo e credo ci sia spazio per interventi. Ultimo punto, salto qualcos'altro. Ultimo punto, il tema del mismatch. Il tema del mismatch. Domanda e offerta che non si incontrano. Qui abbiamo imparato molto da Arisa Cornero, che nel 1986 ha pubblicato un volume, si intitola I paradossi della disoccupazione. In un momento rifletteva sul fatto che eravamo di fronte a una crescita del doppio lavoro e una crescita della disoccupazione. Stiamo parlando di metà degli anni '80. Quel libro è un libro meraviglioso. Ha già detto tutto quello che c'è da dire sul fronte del mismatch. Il mismatch è figlio dello sviluppo. Il fatto che domanda e offerta facciano fatica ad incontrarsi è figlio dello sviluppo e non della crisi. Ed è figlio dello sviluppo perché significa che non funziona più il regolatore sociale che ha funzionato per secoli, che è la fame. E siamo tutti contenti che quel regolatore sociale non funzioni più. Okay? Quindi domanda e offerta fanno fatica ad integrarsi. Bisogna fare delle analisi serie sul perché non si incontrano, ci sono problemi quantitativi, in alcuni casi proprio manca l'offerta, per esempio. C'è la domanda, ma manca fisicamente l'offerta. Ci sono problemi di disponibilità. L'offerta è disponibile, ma a determinate condizioni. E che cosa facciamo? Se l'offerta è disponibile a determinate condizioni, imponiamo cosa? Senza il regolatore della fame non c'è carta da giocare. Deve cambiare anche la domanda,
La domanda e l'offerta sono due cose in cui non è che l'uno deve adattarsi all'altro, cambiano insieme. La domanda di lavoro deve camminare insieme all'offerta. Ci sono problemi di competenze tecniche, lo sappiamo benissimo, ci sono problemi di programmazione delle professioni, lo sappiamo benissimo. Qui un piccolo inciso: non siamo riusciti a programmare il numero di medici che ci servono. Programmare il numero di medici è la cosa più facile del mondo. È la cosa più facile del mondo perché tutta la domanda è in mano al settore pubblico e tutta l'offerta è disposta a fare quel mestiere lì. Sappiamo tutti che non c'è carenza di offerta, si proibisce il percorso a numeri consistenti di candidati, ok? Quindi da un punto di vista teorico doveva essere facilissimo. Non ci siamo riusciti. Figuriamoci se è facile farlo su altre professioni in cui non c'è quella biunivocità che c'è solo per i medici, per la quale chi vuol fare il medico deve essere laureato in medicina e chi è laureato in medicina quasi sempre fa il medico. Questa biunivocità non c'è per il resto delle professioni, quindi questo per dire quanto sia complicato l'incontro domanda-offerta, per tante ragioni. Ci sono problemi di localizzazione, anche se adesso questo, lo smart, il lavoro da remoto può aiutare. Non credo ci siano problemi di informazione. Nel mondo attuale, con i siti internet, con le attività anche delle varie agenzie, con l'attività dei centri per l'impiego, il problema dell'informazione non mi sembra più centrale. Sulle analisi non si può semplificare troppo. C'è una semplificazione recente utilizzata, è quella di dire che è colpa del reddito di cittadinanza se non si trovano i lavoratori stagionali. Allora, bisogna intendersi, c'è una parte che può essere una parte di verità, ed è che il reddito di cittadinanza, essendo un'istituzione, come è un'istituzione la NASPI, come è un'istituzione la pensione, essendo un'istituzione cambia le regole del gioco. Questo ci sta, perché tutti risparmierebbero di più se non andassero in pensione, se non ci fosse la pensione, ok? E probabilmente se non ci fosse la NASPI, i supplenti delle scuole nel mese di luglio e agosto forse farebbero gli stagionali se non ci fosse la NASPI. Cioè tutti gli istituti di welfare che abbiamo a disposizione sono istituzioni ed essendo istituzioni cambiano le regole del gioco. Ma non si può certamente dire al reddito di cittadinanza che in Veneto riguarda 40.000 persone, di cui forse 10 o 15.000 possibili da giocare sul mercato del lavoro, di cui alcune migliaia lavorano già, che questo sia l'elemento centrale per cui il mismatch non funziona. I motivi per cui non funziona sono molto più articolati e hanno bisogno di attenzione, sapendo che le politiche attive, tutto ciò che serve per migliorare le competenze, l'accompagnamento, l'attività a questo riguardo, sono politiche molto più difficili che le politiche passive. Cioè, vuoi mettere e decidere di dare la cassa integrazione a tutti e decidere invece che accompagni le persone da un lavoro all'altro, o uno per uno, con un'analisi della professionalità che ciascuno ha, è molto più difficile. E non si può attendersi quindi risultati come ogni tanto qualcuno fa, basandosi su numeri traballanti e su pressapochismo e su un certo pressapochismo di analisi. Mi fermo qua. Bene, salto i ringraziamenti per l'iniziativa perché così risparmiamo tempo. Provo a stare nei 5 minuti e quindi mi concentro su una tematica ben specifica, anche con qualche riflessione sulle priorità. Quindi non parlerò della sicurezza sul lavoro, che è un tema fondamentale, importante, non parlerò della questione degli appalti, sui quali abbiamo fatto una conferenza stampa l'altro ieri, non parlerò di tante questioni legate a un lavoro sempre più frammentato e difficile. Mi concentro su quella che secondo me è la tematica, in uno sguardo prospettico e strategico, fondamentale per la nostra regione da qua ai prossimi 10 anni. Allora, noi abbiamo una condizione in tutti i settori lavorativi dove il mix fra il ridisegno delle catene globali della produzione del valore, le innovazioni tecnologiche, la transizione digitale e la recessione, la forte recessione demografica che stiamo vivendo, sta facendo emergere un tema che crescerà in maniera preponderante nei prossimi anni, cioè la grandissima difficoltà in tutti i settori
a trovare le competenze giuste da inserire dentro alle imprese, dentro le pubbliche amministrazioni. Questo, guardate, rischia di creare da qua ai prossimi 5-10 anni degli scenari veramente diversi da quelli che molto spesso ci disegniamo. Già adesso abbiamo imprese che ci dicono: siamo pronti al nuovo investimento per fare un nuovo reparto, un nuovo impianto, ma se non riusciamo a trovare il personale già prima di iniziare l'investimento, questo investimento lo andiamo a fare all'estero, ma non per risparmiare, perché qui non si trovano le professionalità. Abbiamo, per passare a un altro settore, quello pubblico, case di riposo che rischiano di chiudere reparti perché non trovano gli operatori e le operatrici sociosanitarie. È un mestiere che nessuno vuole più fare e che anche i bandi di formazione della regione rischiano di andare deserti, non si trovano i candidati. Alcune pubbliche amministrazioni, camere di commercio, INPS, hanno fatto bandi di assunzione negli ultimi mesi che sono andati quasi deserti da parte dei giovani veneti e delle giovani venete. Ecco, abbiamo uno scenario dove rischiamo di avere pubbliche amministrazioni che non funzionano, imprese che non trovano personale e che rischiano di disinvestire dal nostro territorio. Allora, questo lo metto al centro dell'attenzione perché le risposte, come diceva Anastasia, vanno costruite adesso per una situazione che si aggraverà nei prossimi 5-10 anni. Se non programmiamo adesso, questa situazione va a peggiorare, con la schizofrenia di un mercato di lavoro dove abbiamo da una parte le imprese che non trovano le competenze e dall'altra molte persone espulse che non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro. Allora, da questo punto di vista, 4 sono secondo me i temi principali su cui il Ministro del Lavoro, insomma chi ha questa responsabilità, dovrà intervenire subito per costruire condizioni strategiche di risposta. La prima questione fondamentale è quella della formazione professionale dei ragazzi, formazione professionale che ancora non ha una filiera definita. Abbiamo i centri di formazione professionale, ma non in tutta Italia, nella nostra regione ci sono. Abbiamo in molti casi i quarti anni, gli FTS, ma in pochissimi casi abbiamo il quinto anno, che dovrebbe essere poi il collegamento con gli ITS, e quindi qui va fatta una riforma forte. Secondo tema, la formazione continua. Solo il 10% dei lavoratori ogni anno fa formazione continua in azienda e sono sempre i soliti ogni anno. Qui serve veramente rilanciare un piano di forte investimento. Tralascio alcuni aspetti per motivi di tempo. Terzo aspetto, se vogliamo rendere le nostre imprese, le nostre pubbliche amministrazioni attrattive per i giovani, va fatto un grandissimo investimento sugli apprendistati. Primo livello, secondo livello, terzo livello, a partire dalle scuole professionali agli ITS, a chi finisce il ciclo di studi. E qui non serve fare riforme normative, c'è già una norma che funziona e che va semplicemente implementata e messa in campo. Il quarto aspetto sono le politiche attive, lo diceva Bruno Anastasia, non ho da aggiungere niente. Abbiamo una grande opportunità con il GOL, però il GOL finisce nel 2026, qui abbiamo bisogno di mettere in piedi un sistema che sia in grado, rispetto alle persone che perdono il posto di lavoro, di prenderli in carico individualmente con un processo di accompagnamento verso un altro lavoro. Questi sono i 4 temi che vanno messi in campo subito se non vogliamo trovarci in un deserto del lavoro fra pochi anni. Buon lavoro. Io mi unisco ai ringraziamenti e in particolar modo per il metodo di queste discussioni che apprezzo molto. Proprio per non sovrapporci, io invece tocco uno dei punti che Bruno ha accennato, che è quello del lavoro povero e della precarietà. Nella nostra regione, che è considerata una regione molto ricca, comunque 200.000 persone sono dentro la fascia di povertà pur lavorando, quindi sono sotto gli 11.500 euro. Questo è un dato significativo che il rimbalzo che di fine anno e anche di questi primi mesi non ha recuperato, non ha cambiato. Quindi ci deve interrogare rispetto agli aspetti appunto di criticità che ci sono anche nel nostro mercato del lavoro. E in particolar modo il tema della precarietà, appunto, non lo vedo assolutamente solo rispetto al tema diciamo della situazione a termine, del contratto a termine, ma il part-time nella nostra regione rappresenta una fascia molto importante dell'accesso, ma anche della permanenza. E il part-time riguarda in particolar modo le donne, non è una scelta, e questo lo dobbiamo sottolineare,
Quindi c'è una necessità forte di intervento, perché l'aspetto salariale, e quindi del lavoro povero, è un aspetto fondamentale che sicuramente permette alle persone l'autonomia, e io chiaramente lo sottolineo sempre, ma ci tengo a farlo anche qua, rispetto al tema del lavoro femminile è un tema fondamentale, ma permette poi anche, secondo me, una crescita democratica del nostro paese e della nostra regione. Perché il fatto che ci siano tensioni in questo momento, dovute anche dall'intreccio della crisi pandemica, quella diciamo legata alla guerra e quindi al costo delle materie prime, al tema inflattivo, è un tema sotto gli occhi di tutti. E il rischio appunto di puntare a una calmierazione dei salari è una forte preoccupazione, perché già appunto, come vi dicevo, il tema del lavoro povero nella nostra regione c'è, ci sarebbe un impatto sulla crescita interna, sulla spesa interna del mercato interno che sarebbe ancora più pesante, e dobbiamo tener conto delle tensioni sociali, perché questo rappresenta un aspetto molto importante. Io penso che ci possa essere una necessaria intervento, lo dico al Ministro, sul tema delle tipologie contrattuali. Non servono forse, appunto, come diceva Bruno, riforme strutturali, però una manutenzione assolutamente sì. Credo che sia urgente la convocazione del tavolo su questo tema, che aspettiamo da tempo, perché potrebbe effettivamente cambiare molte cose e dare la possibilità appunto di non aumentare le criticità che già sono in essere. La nostra regione, appunto, lo diceva Bruno, ma insomma è un po' una caratteristica del nostro paese, però nella nostra regione la dimensione di impresa è un tema importante. Il tema delle filiere è un tema fondamentale. Io penso che se riusciamo a lavorare assieme, io credo che su questo è una sfida che faccio anche alle associazioni datoriali, penso che ci siano delle sfide che non ci permettano più di lavorare divisi. Dobbiamo comunque lavorare assieme, perché appunto, e tenere assieme anche il tema della problematica della dimensione di impresa che abbiamo nella nostra regione, altrimenti appunto saremo travolti. Io vi ringrazio, mi fermo qua. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità e chi ha organizzato questa discussione. Io guardavo questo titolo, Il lavoro nel Veneto che cambia, io girerei le due parole, il Veneto nel lavoro che cambia. Nel senso che quello che sta succedendo in questa regione e quello che succederà, uno degli elementi importanti è quello di non pensare che tutto sarà come prima. Questo è un errore drammatico che nella nostra testa c'è. Finita la pandemia sarà tutto come prima. Non è così e non sarà così. La mia preoccupazione, la preoccupazione che abbiamo tutti i giorni è che non ci rendiamo conto di quello che sta per capitare. Viviamo in un paese, Ministro, e questo non è sicuramente una cosa che devo dire a lei, ma sarà 10 anni che non si parla di politica industriale in questo paese. Sono 10 anni che non c'è una strategia ben precisa, sono 10 anni che non si sa cosa pensiamo di fare dell'acciaio, cosa pensiamo di fare di altri sistemi, cosa sarà. E il Veneto cos'è in tutto questo? Il 50% delle aziende del Veneto sono piccole o piccolissime aziende. Piccoli e piccoli imprenditori che con la loro forza lavoro e con la loro ingegno hanno fatto sì che questo Veneto sia così importante. Poi ci sono delle grosse aziende strutturate in una maniera più importante, anche queste però a volte collegate, lei è stato ieri davanti a un'azienda molto, molto importante, collegate a multinazionali che il destino può essere sempre traballante. Dunque noi come Veneto non abbiamo questa autonomia e questa chiarezza nel futuro. E quello che mi preoccupa, voglio toccare solo un tema, come hanno detto i miei colleghi, non possiamo toccarli tutti. Questa transizione, questo cambiamento che ci sarà, cosa coinvolgerà in questa regione? Che cosa? La filiera dell'automobile, dopo un'analisi fatta insieme all'Università Ca' Foscari, che va a toccare circa 10.000 persone nel nostro Veneto, cosa cambierà nel modo di lavorare di queste aziende? Cosa succederà? Le aziende che fanno la leva del cambio perché sono terziste di un'altra azienda, quelli che fanno il tappo della benzina, cosa succederà? Cosa succederà a questi lavoratori? Aspettiamo fino all'ultimo giorno per capire che poi saranno disoccupati? O abbiamo bisogno di una mappatura ben precisa, e qua ci sono tutte le associazioni
e che bisogna lavorare insieme di che lavori si stanno facendo in Veneto, perché probabilmente non lo sappiamo. Non c'è una chiarezza ben precisa di quali sono le filiere, a parte le aziende più importanti, ma soprattutto nell'artigianato. Cosa fanno quelle aziende? Per chi lavorano? Come possiamo fare a queste persone perché si preparino a fare altri lavori? E soprattutto, una domanda che mi faccio sempre, ma questi imprenditori, ormai che hanno un'età, i loro figli sono andati a fare i dentisti, fanno altri mestieri, hanno ancora voglia di rimettersi in gioco per cambiare e reinvestire e fare di nuovo prodotto in questa regione? Questo è quello che mi preoccupa di più, questo è quello che mi fa pensare che se non inquadriamo la situazione con una mappatura ben precisa, non sappiamo dove andiamo a sbattere. Poi l'ultima cosa, non possiamo inseguire le crisi industriali. Non le possiamo inseguire quando c'è, bisogna trovarla e vedere che soluzione trovare. Perché questo è da perdenti. Tocco l'ultimo argomento che riguarda un'azienda della quale ero operaio, qualcuno si ricorda, che era l'ACC di Mel, lei si ricorda benissimo, è un'azienda che produce compressori. Il compressore non è altro che un motore che va dentro un frigorifero. Il frigorifero senza quel compressore non funziona. Noi in Veneto siamo bene col bianco, Electrolux, eccetera. Dunque facciamo i frigoriferi. Ecco, l'unica azienda in Italia che produce quel motore adesso andrà in Bangladesh. È stata trovata una soluzione nel territorio perché quei lavoratori vengono riassorbiti da un'altra azienda che fa altri prodotti. Dunque, ben venga, non per tutti, non c'è il posto per tutti, ma ben venga la soluzione. Ma quello che mi viene in mente è questo. Se noi vogliamo essere più autonomi possibili nelle filiere, se noi vogliamo essere questo, ma perché facciamo queste scelte e non cerchiamo di tenerci in casa quella sopravvivenza per portare avanti le nostre linee produttive? La prima azienda da sindacalista che ho chiuso è stata un'azienda a Belluno che faceva l'unica azienda in Italia che produceva silicio. Da quel momento in poi quell'azienda è stata chiusa e noi siamo a rincorrere il silicio a dei prezzi esagerati senza neanche saperlo. Questo capita col problema che abbiamo dell'energia elettrica e tutto quanto, che c'era prima della guerra, adesso è andato a peggiorarsi, provvigionamento di materie prime che c'era prima della guerra e adesso è andato a peggiorarsi, e questa è la situazione che vorrei, Ministro, che uscissimo da qua pensando che perché lei a livello nazionale vede il Veneto e dice, beh, se questi hanno problemi, cos'è il resto? No, voglio solo dirle che noi nascondiamo anche le nostre ferite e i nostri problemi. Ma se la politica nazionale non si mette in mente che anche regioni come queste, se non vengono accudite con un patto nazionale, con qualcosa di importante, rischiano di scomparire nel tessuto produttivo. Grazie. Buongiorno a tutti. Enrico Carraro, che sarà sotto anche i 5 minuti perché parte di quello che dovevo dire me l'ha anticipato Gianfranco Refosco. Ringrazio comunque il segretario Martella per l'invito, che è anche un momento, secondo me, per esprimere al Ministro un sentimento di gratitudine dell'impresa veneta nei confronti del governo Draghi. Stiamo battagliando, abbiamo battagliato su molti argomenti, anche così in queste settimane ci sono alcuni temi scottanti, però ne apprezziamo il lavoro e soprattutto la raccomandazione è che in questi ultimi 10 mesi, che sono pochissimi e soprattutto saranno 10 mesi molto complicati, perché stiamo già vedendo gli effetti così di una certa disgregazione da parte di alcuni partiti, però su alcune tematiche secondo me vi dovete impegnare. Questa è quella richiesta che facciamo il mondo delle imprese, per portare a termine quelle che erano le indispensabili riorganizzazioni in tema di PNRR. Sui vari argomenti che anch'io mi ero prefisso di toccare, perché è una vera emergenza. Abbiamo un problema di lavoro, ovvero abbiamo un problema demografico. Per renderlo in modo più plastico, l'Italia ogni anno perde una città come Padova. Il problema demografico ormai è irrecuperabile.
ma nemmeno se ci ponessimo, e lo dovremo comunque fare, ma abbiamo dei termini per invertire la tendenza e riportare a un tasso positivo anche nel mondo del lavoro, si va nel 2050, 2070, quindi c'è un problema di flussi demografici, di flussi immigratori composti, strutturati. Si è parlato, era parlato anche Refosco, su questo qui c'è anche la nostra disponibilità di ragionare sulla formazione a livello regionale, perché altrimenti si pensi, qualcuno del vostro governo l'aveva teorizzato ad una decrescita felice, però abbiamo visto quali sono i risultati della decrescita felice, e invece questo territorio che ha necessità, che ha volontà, perché ha un tessuto imprenditoriale che comunque, a parte la contingenza, ha delle buonissime, grandissime prospettive di crescita, abbiamo bisogno di ricostruire questo serbatoio di lavoratori. Non sto parlando sto parlando, ovvero, di alte professioni e quindi di formazione. Guardate che sulla crisi ucraina e i poveri, e qui veniamo a un altro argomento, immigrati che stanno scappando, c'era qualche imprenditore che sperava finalmente di avere l'opportunità così, di avere qualche lavoratore, di rimpinguare qualche posto che mancava, ma pure gli ucraini tra l'Italia preferiscono la Germania perché sono pagati di più, perché c'è un livello più alto di aziende, ovvero magari vanno in Romania perché sono comunque pagati di meno, ma il costo della vita è molto, molto minore. Non vorrei che nemmeno oggi nei flussi immigratori l'Italia non fosse considerata, e questo sarebbe un grandissimo problema. E si lega, e chiudo, quindi, oltre all'immigrazione, a quella che era la nostra, la mia, e spero anche dei sindacati, la revisione della parte fiscale, ovvero del cuneo fiscale, perché, signor Ministro, abbiamo bisogno di agire per rendere più competitive il potere di acquisto dei nostri lavoratori, e quindi anche le nostre imprese. Quindi è soltanto il combinato disposto tra nuovi flussi immigratori, sulla quale, ripeto, c'è tutta quanta la parte, perché è un tema che mi è molto richiesto dai miei colleghi, e un'incentivazione dal punto di vista fiscale, ripeto, cuneo fiscale, dove potremo portare, soprattutto a partire da quest'area, ma penso anche per il tutto paese, a una nuova energia per le nostre imprese. Sono andato forse oltre, ma vi ringrazio. Grazie Vanessa, grazie al Ministro. Beh, è stato detto tantissimo, perché insomma ho raccolto anch'io informazioni che non conoscevo, e quindi le introduzioni sono state perfette e puntuali per definire la situazione che abbiamo in Veneto. Il Veneto è fatto di piccole, piccolissime, di microimprese. Quindi la situazione oggi che si viene a capire è quella che c'è bisogno di anche i cambi generazionali vengono a mancare. Non ci sono più imprenditori, pochissimi che si affacciano al mondo dell'impresa. Questa è una gravissima preoccupazione che noi stiamo vedendo anche attraverso la nostra associazione, e quindi bisognerà forse anche fare un corso di formazione per fare imprenditori, e quindi dobbiamo assolutamente mettere in moto questo paese in maniera che il nostro know-how di piccole e medie imprese non venga sperperato, che sono anni e anni di sacrificio dei nostri genitori e dei nostri nonni, che hanno costruito un paese importante. Come si deve partire? È stato detto tutte le difficoltà che abbiamo, perché è chiaro che qualcuno dice che il reddito di cittadinanza ha prodotto mancanza di lavoro, mancanza anche di addetti, e quindi anche questo è un tema che va analizzato. Forse è stato anche magari provando sull'emergenza, che non vuol dire salario minimo, il reddito di cittadinanza deve essere forse anche rimodulato, perché chiaramente c'è una mancanza non solo dal punto di vista dei stagionali, ma anche dal punto di vista proprio di quello che riguarda il mio settore, il turismo, i servizi e il commercio. Mancano addetti,
E quindi la preoccupazione è che noi diciamo, bene, se ci sono tanti che ricevono il reddito di cittadinanza, offriamo un posto di lavoro a queste persone, troviamo il metodo, il modo per trovare. Appunto. Dopodiché ci sono anche altri problemi, ci sono contratti pirata e questo è anche un altro problema. E poi noi insistiamo anche sul cuneo fiscale, noi viviamo di consumi, se lasciamo 2 soldi in tasca in più ai lavoratori, se lasciamo che ci sia una contribuzione molto più attenta anche alle esigenze delle famiglie, con l'aumento delle materie prime, con l'aumento dell'energia elettrica, anche questi 200 euro, per carità di Dio, noi diciamo in Veneto per il secco va bene anche la tempesta, però non sono queste le cose che risolvono il problema delle famiglie, ma anche delle imprese. Quindi bisognerà essere attenti con molto scrupolo a questo problema. E poi io ritengo che, insomma, quello che si diceva, mettiamo mano una volta per tutte, quindi essendo anche il Ministro, a questo cuneo, benedetto cuneo fiscale che tutte le imprese stanno chiedendo da vario tempo. Dobbiamo assolutamente percorrere una strada in questo senso se vogliamo uscire da un periodo brutto che questi 2 anni di pandemia hanno portato la nostra imprenditoria a seri problemi e adesso abbiamo una guerra da affrontare e quindi sono ancora problemi che si aggiungono a una situazione molto grave. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Io credo che davvero questo lavoro avviato dal segretario, dal Partito Veneto, sia un lavoro molto prezioso per il Paese, prezioso per il partito, perché, consentitemi un'unica annotazione da dirigente del partito, noi ambiamo ad essere il partito del lavoro, ma rappresentiamo meno di altri partiti i lavoratori. E questa contraddizione va in qualche modo affrontata. C'era una analisi fatta, mi pare, da SVG, che qualche mese fa guardava la composizione del voto del PD. La cosa abbastanza significativa è che noi eravamo addirittura un po' sopra la media nella rappresentanza rispetto a fatto 21% come media, noi eravamo qualcosa sopra, e mi ha sorpreso non poco, tra i professionisti, appena qualcosa sotto tra gli imprenditori, intorno al 18%, molto molto sopra tra i pensionati, crollavamo nel lavoro operaio e nei disoccupati. E questo dato credo sia un dato che di per sé apra, diciamo, un congresso. Ecco. Dopodiché voglio sottolineare 2 cose. Uno, consentitemi una certa rivendicazione di come la crisi fino a qui è stata gestita, e voglio dirlo senza damnatio memorie da questo e dal governo precedente, perché il dato complessivo è un dato che ha difeso la capacità produttiva del Paese. A differenza della crisi precedente, la tenuta c'è stata, e questo è un dato di fatto, non era scontato, è frutto di iniziativa politica, è frutto del fatto che a livello europeo c'è stata una risposta oggettivamente diversa, ma voglio dirlo anche del fatto che quella risposta è stata costruita anche dall'iniziativa politica del nostro Paese. Noi non dobbiamo mai dimenticare le prime dichiarazioni della von der Leyen e della Lagarde all'indomani dell'esplosione del virus, e poi la posizione che via via maturata sulla base dell'iniziativa della Francia, dell'Italia e della Spagna, perché questo è un dato storico che non va rimosso, perché poteva anche andare in un altro modo completamente diverso. Come andrà oggi lo vedremo, ma intanto possiamo dire che questa partita è stata giocata, ed è stata giocata meglio della precedente, direi bene. Oggi succede una cosa, mi sembra evidente dagli interventi di oggi, dagli incontri che ho fatto. Io ve la racconto così. L'altro giorno sono stato a Bucarest, in Romania non si trova forza lavoro, incominciano ad arrivare degli asiatici per far fronte alla tensione su questo fronte. Contemporaneamente la popolazione rumena in Italia, il Veneto ha un forte interscambio con la Romania,
è scesa di quasi 100.000 unità perché i rumeni incominciano ad andare dall'Italia alla Germania e all'Inghilterra, dove trovano salari più alti. Che cosa sta succedendo? C'è l'impatto, mi sembra che Anastasia nella sua relazione l'abbia sostanzialmente detto, c'è l'impatto della curva demografica sul mercato del lavoro. Poi c'è tutto il resto, le competenze, poi c'è il tema del mismatch, di come sappiamo reagire, dei tempi di reazione, eccetera. Ma è chiaro che chi ha raccontato in tutti questi anni che c'era un piano di sostituzione etnica e che l'immigrazione era il principale problema italiano, oggi deve inventarsi qualcos'altro e si inventa il reddito di cittadinanza, che è oggettivamente come dire, da aggiustare. Ci sono tante cose che non funzionano, ma le quantità non stanno insieme. Ecco. I numeri del Veneto lo dicono con grande chiarezza. Se anche tutti i redditisti fossero occupabili, non avremmo risolto il problema. I redditisti non sono tutti occupabili per tante ragioni, perché sono anziani, perché sono donne anziane, perché sono, e quindi in alcuni settori sicuramente non possono essere occupabili, perché hanno un grado di istruzione che non gli consente neanche di accedere ai percorsi di formazione. A me colpisce sempre molto vedere che ci sono trentenni in questo paese, qui si apre il tema della dispersione scolastica, trentenni in questo paese che non hanno la quinta elementare, il 5% dei redditisti è così, e quindi raccontare che quello è il problema è un modo di nascondere l'enormità di quello che sta succedendo. Al quale, oltre alla curva demografica, va aggiunto un fatto che secondo me dovremmo avere più frequentemente al centro del dibattito, che è il flusso migratorio dall'Italia verso gli altri paesi. Non soltanto più di manodopera iperqualificata, di scolarizzazione molto alta, di preparazione tecnico-scientifica, ma anche di quadri, anche di lavoro operaio, anche di camerieri semplicemente. Facciamo i conti con questi dati di partenza. Poi dopodiché voglio dire una cosa, lo dico qui, noi abbiamo nella legge di bilancio introdotto delle norme che da maggio inizieranno a funzionare, perché anche ci sia più trasparenza nell'erogazione del reddito. Adesso da maggio, quando GOL sarà messo a terra nei piani regionali, sia i centri dell'impiego dove funzionano, sia le agenzie che potranno accedere ai dati, potranno fare le chiamate ai redditisti e dopo la seconda chiamata ci sarà il decalage ed entrerà in funzione questo meccanismo. Vedremo quanti saranno, ed è giusto che se ci saranno ci siano anche delle conseguenze. Però io credo che questo tentativo di picchiare su questo è quello che cerca di nascondere il resto. E il resto come si affronta? Anche qui lo voglio dire telegraficamente. Si affronta in due modi. Sicuramente c'è il tema, anzi si affronta in tre modi. Un decreto flussi. A me fa molto piacere che l'abbia chiesto per primo il mio collega Ministro del Turismo. Una questione che riguarda la formazione e poi il tema della qualità del lavoro. Queste sono le tre questioni fondamentali. Perché se il lavoro diventa scarso, si tratta di capire come lo si attrae. Così come rovesciamo il ragionamento rispetto agli investimenti. Questo è il paradosso di questa fase, che dà una grande occasione, diciamolo, anche alla sinistra, se la sa cogliere. C'è un tema che riguarda la formazione. Noi stiamo facendo, credo, un lavoro importante. Sicuramente abbiamo importanti investimenti. Il titolo quinto non sempre ci aiuta, ma c'è un investimento su GOL che è un investimento importante, è stato ricordato, 4,5 miliardi sulle politiche attive, l'investimento sul duale, l'investimento sugli ITS. Adesso noi stiamo facendo una cosa di emergenza su sollecitazione di grandi player, stiamo provando a fare, diciamo così, dei super ITS per adulti a livello nazionale. Li chiamo super ITS nel senso che sono costruiti così nella governance,
ma con dei tempi molto più brevi, per provare a immettere nel mercato del lavoro lavoratori disoccupati attraverso il reskilling, lavoratori immigrati in filiere che in questo momento non riescono a trovare forza lavoro. Però poi c'è una risposta strutturale da dare sulla quale voglio tornare alla fine. C'è un tema della qualità del lavoro buono e del lavoro retribuito, e qui c'è un tema salariale. Guardate, io non lo voglio dire, faccio un ragionamento da liberista. Se i salari negli altri paesi sono più alti, la gente va negli altri paesi. Me lo potrebbero spiegare i teorici del libero mercato. E allora qui sicuramente il cuneo fiscale, va bene il cuneo fiscale, però poi se vedi che ci sono dei servizi e dei contratti che non sono rinnovati dal 2014-2015, un problema ci sarà. Qui sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva Anastasia e metto insieme i due aspetti. Noi non dobbiamo fare la riforma del mercato del lavoro, magari anche forse si dovrebbe fare, ma non credo che ci siano esattamente le condizioni politiche per farlo, ma siccome qualcosa va fatto adesso, i temi fondamentali da affrontare sono rivedere l'apprendistato, come lo si rende più flessibile, come lo si rende più utilizzabile. Ieri sera abbiamo fatto un bel incontro a Schio su questo. Credo che ci sia lì un ragionamento molto avanzato e maturo che può essere preso anche come riferimento nel quadro più nazionale. Fatto quello, si tratta di capire anche quali forme contrattuali sono ancora compatibili con un potente investimento sul capitale umano. Nel senso che se io ti do una strada, una via maestra, posso chiudere anche qualche sentiero. Allora non è qui un problema di... Sono molto d'accordo, manutenzione. Ma manutenzione significa anche probabilmente capire quanto lavoro interinale, quanto lavoro spezzato, strappato, possiamo ancora tollerare se vogliamo puntare su un modello nel quale c'è un tema di investimento sul capitale umano. Questo è il punto fondamentale, non è una questione soltanto di equità. Se gli chiedi a uno di aggiornare progressivamente le proprie competenze, non gli puoi chiedere anche di stare 3 giorni in un'azienda, 4 in un'altra, o fare 2 ore da una parte e 3 ore dall'altra. Cioè diventa incompatibile con quel tipo di modello se lo vogliamo costruire. Quindi manutenzione. Io penso che sul lavoro indipendente ci sia una riflessione ulteriore da fare e mi ricollego a un altro punto che è emerso in alcuni interventi, che riguarda la questione di rimettere al centro le politiche industriali. Perché oggi noi stiamo assistendo, dopo la pandemia e ancora di più dopo la guerra, a una enorme riorganizzazione delle catene del valore. Dove vuole stare l'Italia? Questo è un punto fondamentale. Vuole diventare un paese di terzisti o vuole mantenere una propria funzione, una propria leadership a livello industriale? E questo implica anche una riflessione su come vengono dati gli aiuti alle imprese e su quale ruolo vogliono giocare i grandi player a partecipazione pubblica italiana. Questo io credo sia un tema. Come si fanno crescere le imprese, come si riorganizzano alcune filiere, come si fa anche reshoring in un momento in cui non è più una cosa improbabile. Perché oggi io ho tanta gente che vuole andare a delocalizzare in paesi in cui non si sa qual è l'assetto geopolitico, non li vedo, e quindi in questo momento credo che ci siano le condizioni, se c'è una politica industriale, di fare un'operazione anche di riconquista di pezzi di produzione nel nostro paese. Io penso che vada messo in questo ragionamento il tema della sicurezza, perché è stato... Ah no, scusate, saltavo un punto. Dentro le politiche industriali, ora quando vedo i numeri della diminuzione del lavoro autonomo, sicuramente c'è un problema di diminuzione del capitale imprenditoriale e questo è un problema del passaggio generazionale, questo è un problema serio. C'è anche un problema però che forse noi stiamo sottovalutando,
che riguarda come sta cambiando il commercio sotto l'impatto delle nuove piattaforme e quali conseguenze urbanistiche verrà a determinare questo aspetto. Nell'arco di 2 anni i consumi sulle piattaforme sono cresciuti più che negli ultimi 10 anni, la pandemia ha spinto molto in questa direzione. Questo è un altro punto, perché noi abbiamo sempre guardato, diciamo, la dimensione del terziario, del commercio, come una sorta, diciamo, di intendenza che segue la trasformazione del modello. E questo non ha mai fatto accostare il tema politiche industriali al tema terziario. Secondo me adesso una riflessione un po' più strutturata su questo punto, cioè su che cosa cambia nella rete distributiva e quindi nelle città, è una questione che non ha solo una valenza economica, anche una valenza urbanistica, una valenza di carattere sociale. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma la metto lì soltanto come accenno. Noi abbiamo lavorato sul rafforzamento dei controlli, perché poi qualunque tipologia contrattuale si proponga, compresi i contratti pirata, si può fare peggio anche che i contratti pirata, cioè si può semplicemente non applicare i contratti. Cosa che, ahimè, succede spesso in questo paese. Questo è un dato che è poco presente nel dibattito, perché noi, ora sono immedesimato eccessivamente, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro va a fare 100 verifiche, 80 sono, in 80 casi trovano irregolarità sul fronte della sicurezza e sul fronte della piena applicazione del contratto, perché dove non c'è nero c'è grigio. Questo hai voglia di pensare ai modelli contratti, e lo vogliamo dire molto francamente, questo perché non avviene tendenzialmente nel manifatturiero. La questione abbiamo provato ad affrontarla in alcuni settori, facendo delle cose molto importanti anche con l'accordo delle forze sociali. Abbiamo introdotto la congruità nell'ambito dell'edilizia come condizione per il rilascio del DURC. Sostanzialmente cosa vuol dire? Lo dico per chi non segue le questioni. Abbiamo detto, si mette nero su bianco quante persone servono per fare un palazzo, perché io non ti rilascio il DURC se mi scrivi che c'è una persona a fare un palazzo. E questa cosa ha incominciato a funzionare ad ottobre e sta dando dei risultati abbastanza interessanti. Abbiamo subordinato il rilascio al 110% all'applicazione dei contratti comparativamente maggiormente rappresentativi. Credo che sia una strada che noi dobbiamo seguire anche in altri ambiti. Penso alla logistica. Abbiamo introdotto una norma che considero di grande importanza, anche questa forse va un po' richiamata e rivendicata, che nella riforma dell'appalto fa sì che la normativa da applicare al subappalto debba essere la stessa, sia in termini contrattuali che salariali, a quella delle imprese che hanno vinto la gara. Naturalmente questo lavoro per fare emergere il nero si fa con interscambio di informazioni, stiamo costruendo un portale, una banca dati, ma io considero che questo sia un grande, come dire, una grande risposta a degli elementi di distorsione che si sono prodotti. Poi c'è la questione, Vanessa diceva introducendo, quando non funzionano questi meccanismi aumentano le diseguaglianze, ed è assolutamente vero. Un grande strumento di riequilibrio nel corso della storia di questo paese è stata la contrattazione. Oggi la contrattazione non funziona più, o funziona peggio che in passato, per la sua efficacia e per le sue dinamiche. Nel senso che non arriva laddove arrivava prima, ci sono ambiti non sindacalizzati nei quali la contrattazione non incide, o incide poco, diciamo, ecco. I rapporti di forza fanno sì che si fanno contratti anche quando si fanno, che diciamo non sono sicuramente compatibili con il riconoscimento della dignità del lavoro. E poi c'è un tema della dinamica propria della contrattazione, del cosiddetto dumping contrattuale. Io qui voglio dirla secca, senza girarci tanto intorno. Serve una legge sulla rappresentanza. Se non si fa una legge sulla rappresentanza, io penso che la legge sulla rappresentanza si può fare soltanto attraverso il dialogo sociale, quindi io non credo che si possa imporre.
Però qui serve un passo avanti di tutte le organizzazioni, perché a un certo punto si deve dire chi può stare al tavolo e chi non ci può stare, perché altrimenti uno con 20 imprese fa un contratto e mette fuori gioco tutti gli altri che applicano i contratti. E questa è una questione che noi dobbiamo porre con grande chiarezza. Io capisco le perplessità, le paure, la paura dell'invasione di campo, tutto quello che volete, però una via va trovata, perché altrimenti noi tra qualche anno ci troveremo a fare dei contratti che non servono più a niente. La seconda questione riguarda il tema se basta il contratto. E qui io sono per fare un ragionamento anche qui, diciamo, pragmatico. Pare che, diciamo così, non vogliamo buttare a mare la contrattazione. Allora il tema è come si lega il salario minimo alla contrattazione, cioè come si fa derivare un salario minimo dalla contrattazione. E noi abbiamo fatto una proposta, devo dire che ha trovato una certa apertura su più fronti. Ora poi, al di là, diciamo, della polemica pubblica, secondo me è una pista sulla quale continuare a lavorare, che lega il salario applicato a tutti i lavoratori di un comparto al contratto maggiormente rappresentativo e al trattamento economico complessivo contenuto in quel contratto. Può essere che non sia esattamente il TEC il punto di riferimento, discutiamo su quale può essere, ma questo è un ragionamento che secondo me va fatto, perché noi se non potevamo far finta che questo problema non ci fosse e così si spiegano anche i dati con i quali ho iniziato elettorali del PD. Ma non possiamo far finta adesso quando c'è l'inflazione al 7 all'8%, perché c'hai un lavoro povero che è al 12%, rischia di arrivare al 15-16%, se lo combini con un livello di precarietà che è comunque significativo, tu hai una bomba sociale. E il tema della coesione sociale non è un tema che riguarda soltanto chi se ne fa portatore, riguarda il paese, perché un paese nel quale non c'è coesione sociale è un paese, voglio metterla dal punto di vista delle imprese, anche meno competitivo. Insisto, adesso abbiamo dato molti soldi, abbiamo dato soldi nel corso di questi mesi al TPL, faccio un esempio, e adesso sarebbe il caso che il contratto si chiudesse, perché se no a settembre-ottobre ci troveremo una forte tensione in un settore che è strategico per il futuro del paese. Io quando parlo di, non è che io ce l'ho con Confindustria, io dico ci sono dei settori nei quali ci sono le condizioni per, spingiamo nella direzione per arrivare al punto in cui si dia almeno un parziale ristoro a quello che l'inflazione sta mangiando ai lavoratori. E se no noi avremo delle persone in condizioni di povertà pur lavorando, che è la condizione, se ci pensiamo dal punto di vista esistenziale, più drammatica che si può vivere. Perché io sono un disoccupato e può darsi anche che peschi il jolly e trovi un lavoro buono. Ma se io che so che tutta la vita con quel contratto non arrivo in fondo al mese, anzi più lavoro e più divento povero, ci rendiamo conto di che cosa significa dal punto di vista della prospettiva esistenziale, della tensione sociale che si può venire a determinare. Questo è il punto sul quale io penso dovremmo tutti insieme riflettere. Lo dico perché qui ho aperto con una considerazione politica e chiudo con una considerazione politica. Il Covid ha dato un colpo al populismo e al nazionalismo. La guerra può funzionare esattamente al contrario. Perché la guerra non provocherà una reazione omogenea e degli strumenti europei di reazione. Perché mentre il Covid ha colpito tutta l'Europa in modo uguale, alla fine l'Europa è stata costretta a costruire strumenti di reazione comuni, e invece la guerra invece sta colpendo in modo diverso. Quelli che stanno soffrendo di più siamo noi e la Germania, ma la Germania ha risorse proprie più consistenti di noi. Questo significa, e tra l'altro poi il rallentamento della Germania, come sapete bene, si riflette anche su di noi. E quindi noi dovremo avere risposte proprie, ma insomma si capisce, no? Non si riesce a mettere un tetto al gas perché l'Olanda ha la sede dell'interscambio del gas e perché ci sono meccanismi di carattere finanziari che non consentono di mettere un tetto al prezzo del gas, per cui il paradosso è che quel meccanismo fa sì che Putin prenda più soldi di quelli che prenderebbe se mettessimo un tetto al prezzo del gas.
cioè siamo incastrati in questo momento, non c'è una risposta. A me piace molto che Borrell una volta ogni quarto d'ora dica che è vicino all'Ucraina, ma per manifestare la sua vicinanza all'Ucraina in questo momento sarebbe più utile che l'Europa, che la Commissione europea costruisse degli strumenti comuni attraverso i quali reagire allo shock che la guerra ha determinato, perché altrimenti il rischio è che noi ci troviamo due fronti, Putin da una parte e un rinascente nazionalismo e anti-europeismo all'interno del cuore dell'Unione Europea. E questo è un rischio grande. Ecco, io penso che noi possiamo lavorare su questo filone e credo davvero che anche la discussione di oggi incoraggia ad andare in questa direzione. Cioè, l'ho detto con una battuta ieri sera a Schio, ma insomma non vorrei neanche demonizzare lo strumento, però insomma se noi avessimo fatto più cose così in questi anni e un po' meno primarie da tutte le parti, ora io non ce l'ho con le primarie, forse staremo un po' meglio, ecco, la voglio dire in questi termini. Io credo che la nostra propensione a guardarci intorno debba essere rafforzata e credo che occasioni come queste siano il modo giusto per farlo. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie al PD Veneto, Andrea Martella, Vanessa Camani e anche a Giacomo che abbiamo avuto modo di confrontarci poco tempo fa. Sì, mi dispiace che sia andato via il ministro Orlando perché non ha sentito quella che poteva essere anche dell'artigianato una proposta, un'idea. Comunque confido nella trascrizione, nel riportare al ministro quelle che sono un po' le nostre idee, le nostre esigenze. Premetto, i lavoratori dipendenti di noi artigiani sono la parte fondamentale nelle nostre imprese. Viviamo uno a fianco all'altro e spesso il successo delle nostre aziende parte dal loro contributo. Non a caso, in Regione Veneto le relazioni sindacali nel mondo dell'artigianato, agevolate e alimentate dal sistema della bilateralità, garantiscono oggi contratti vigenti di secondo livello ad oltre 180.000 dipendenti. È un po' su questo che vorrei soffermarmi. E noi come Confartigianato Veneto abbiamo una soluzione per far convivere da un lato l'aumento dei salari, perché venga aumentato il potere di acquisto delle famiglie, e dall'altro l'introduzione del costo di lavoro per i datori di lavoro. Una soluzione sta appunto nel secondo livello di contrattazione. I contratti nazionali determinano infatti i livelli minimi di retribuzione e su queste voci lo Stato può contare su entrate certe. L'intervento invece di riduzione del cuneo fiscale potrebbe trovare una più opportuna collocazione nel secondo livello, nel livello quindi territoriali. Detassare, decontribuire i salari del secondo livello significa liberare risorse importanti per i lavoratori, ridurre concretamente il costo del lavoro per le aziende e incentivare soprattutto quell'attività contrattuale che tiene conto del costo della vita in un determinato territorio. Questo ad invarianza delle entrate certe che lo Stato sul salario dato dai tabellari nazionali. Per il settore artigiano veneto, detassare il salario prodotto dalla contrattazione del secondo livello significa intervenire su somme di denaro rispetto alla paga base nazionale che portano aumenti che si avvicinano in alcuni casi anche a una mensilità o perlomeno ad importi importanti. Artigianato Veneto non ha bisogno di occupazione, prima si parlava, ma di buona occupazione. Si è parlato in vario modo dell'occupazione e di avere collaboratori importanti. La stima Excelsior Unioncamere sulla ricerca del personale vedono da anni il Veneto ai vertici delle regioni in cui è più difficile far incontrare domanda e offerta di lavoro. Quindi ben venga il ragionamento fatto dagli interventi precedenti. Però dobbiamo su questo trovare una soluzione. Ad esempio, per quanto riguarda il Fondo Nuove Competenze, ANPAL, per noi risulta essere uno strumento straordinario, però deve essere adeguatamente finanziato
con risorse proprie dedicate alla piccola e media impresa. Queste volevano essere per il Ministro alcuni suggerimenti, un contributo, perché io penso che collaborare insieme, dialogare insieme sia solo l'unica strada per riuscire a trovare quella strada maestra che ci vedono dopo tutti i partecipi a far crescere il nostro paese. Per cui noi su questo ci siamo e ci continuiamo a essere. Grazie. Ringrazio anch'io e credo che insomma poi alcune sollecitazioni possano arrivare tranquillamente lo stesso al Ministro Orlando. Faccio una battuta, nel senso che il Ministro ha sottolineato un aspetto importante legato alla rappresentanza. Allora, se c'è una cosa che è evidente è che questi 2 anni di pandemia hanno coinvolto in maniera significativa e importante il ruolo dei corpi intermedi. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e siamo disposti a metterci in gioco anche per la seconda parte, che è questa, dove nonostante ci sia una situazione complicata post pandemia, sia necessario insomma lavorare insieme per costruire delle soluzioni. Su questo mi collego del fatto che non sempre le soluzioni possono essere generali per problemi specifici, perché il mondo che abbiamo qui, e il Veneto l'ha rappresentato in maniera molto interessante il dottor Anastasia, ha una condizione diversa rispetto ad altre parti d'Italia, ad altri contesti, e soprattutto si confronta nella competizione con alcune dinamiche europee, alcuni paesi europei. Quindi è lì che dobbiamo guardare il confronto, è lì che dobbiamo trovare anche degli elementi di diversificazione e di rilancio. C'è una cosa che mi ha colpito della relazione di Anastasia, che riguarda, e non posso non dire nulla, che riguarda la propensione all'imprenditorialità, al lavoro autonomo. Purtroppo questa cosa nelle giovani generazioni è in forte difficoltà. Perché? Perché non è solo l'idea di pensare ad avere una propria autonomia nella capacità e nella costruzione del lavoro, ma è l'idea di sentirsi partecipi di una idea di sviluppo, di progetto personale che va anche in un contesto sociale. E qui non c'è solo la spinta ad arrangiarsi, che è tipica del nostro territorio, ma c'è anche l'idea di costruire un sistema attrattivo dove ci sono delle condizioni sociali che aiutano, delle interconnessioni. Fino adesso il Veneto si è sempre arrangiato su questa impostazione qua. Oggi chiede di indicare una strada e probabilmente abbiamo anche la forza di rimettere in discussione un modello in una maniera diversa. I giovani, questo va fatto, e penso soprattutto all'attenzione al lavoro. Non c'è solo il salario, c'è il sistema di welfare, c'è le condizioni di conciliazione della vita del lavoro, c'è il rapporto con il proprio territorio. Questa cosa qui nell'artigianato l'abbiamo pensata con la bilateralità. Bilancio una provocazione. Sapete quante prestazioni ci sono nella bilateralità? Più di 400. E io sfido Luxottica a pensare che se su questo ragionamento qui alcune condizioni che vengono considerate di eccellenza non abbiano delle dinamiche molto simili. Perché? Perché fondamentalmente è vero che il salario è un elemento centrale, ma dobbiamo pensare anche a quello che costruiamo attorno a questa cosa qui. Sono molto d'accordo con la proposta che fa il collega Boschetto sulla detassazione e defiscalizzazione della contrattazione di secondo livello, perché è qua che noi lavoriamo e lavoriamo con i sindacati, assieme. Ultimo aspetto. La modalità con la quale inseriamo i giovani nel mondo del lavoro, nell'artigianato, è l'apprendistato. E il tema su questo è un legame più forte tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa, e non solo, perché l'apprendistato professionalizzante riguarda anche persone che entrano ed escono dai contesti lavorativi fino a un'età, diciamo, sempre giovane ma non giovanissima. E su questo non si può pensare che venga cancellata questa esperienza, va fatto un investimento. Se c'è qualcosa da correggere lo correggeremo, ma nel ragionamento non possiamo sicuramente toglierlo. Chiudo dicendo la cosa più importante, la sfida più importante che abbiamo è capire come riusciamo a inserire giovani e donne all'interno della piccola e della microimpresa artigiana. Allora, da questo punto di vista qui, il tema è anche quello di dare una
un incastro, una modalità di sviluppo e di crescita, di progressiva crescita a queste tipologie e anche a tutte le persone che si vogliono attivare all'interno di una piccola e microimpresa. Non cresceranno le dimensioni numeriche, ma crescerà la capacità strutturale dell'impresa, che questa è una sfida difficile, ma che dobbiamo fare assieme, perché non è il numero che fa la competitività e la grandezza di un'impresa, ma la capacità di stare in una filiera e di strutturare un ragionamento anche di territorio molto forte per competere con il resto. Grazie. Sono stato eletto segretario del Partito Democratico di Schio a dicembre. La prima cosa che ho guardato negli iscritti, che pure sono tanti e che sono cresciuti in questi 4 mesi, quanti operai avevo? Neanche uno. A Schio operaia. Quindi il tema ce l'ho presente, non avevo bisogno di sondaggi di SVG. Però voglio essere chiaro, siccome ho 5 minuti vado via veloce, ma anche chiaro. È un problema nostro. E per essere chiari, nessun problema che arrivi articolo 1 con noi, nessuna porta è chiusa, ben vengano, ma neanche con loro risolviamo questo problema. Sono chiaro? Boh. È un problema nostro e permettetemi, questa è una bella iniziativa che finalmente il Partito Democratico del Veneto ponga questo tema e lo apra a tutti, perché la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro dipendente, autonomo ed impresa, sapendo, io l'ho fatto per una vita, che lì dentro poi c'è il conflitto, mica c'è niente, l'ho fatto e lo faremo, ma dentro ho una rappresentanza completa del lavoro e che ci sia tutta la rappresentanza benissimo. Però una cosa tocca a noi è avere una proposta, un'idea del lavoro da proporre, da discutere. Allora diventeremo di nuovo importanti per i lavoratori dipendenti, autonomi ed impresa. Se no subiremo il fatto, e lasciatemelo dire, che invece che essere quelli che beneficiano dell'orientamento, beneficiano del disorientamento che è in corso su questi temi. Non so se mi spiego, perché voglio dire, c'è una crisi della rappresentanza politica, evidentissima, ma siamo in buonissima compagnia, purtroppo. C'è anche una grande crisi della rappresentanza sociale. Allora tocca anche a noi farci sulle maniche, perché non avremo aiuti. È una responsabilità questa che ci spetta. 2 cose, concludo. Ieri sera abbiamo fatto una bella iniziativa. E attenzione, siamo partiti dagli ultimi di Don Milani, visto che ho una certa età me li ricordo. Siamo partiti dal fatto che ci sono i bocciati, i dispersi nella scuola. Siamo partiti da lì. Ma non ci siamo fermati lì. Tutto il lavoro e la proposta che vi faremo avere è come recuperiamo questi bocciati e dispersi nelle scuole superiori e alle università. Sono risorse che non si possono sprecare. E abbiamo posto una serie di temi, per esempio il tema dell'apprendistato. Contro ogni stage, eccetera, quelle robe lì. Siamo partiti dagli ultimi, abbiamo posto il tema della garanzia, ma l'abbiamo costruito e ieri sera avevamo con noi, col Partito Democratico di Schio che faceva questa proposta insieme col Partito Democratico del Veneto, avevamo Confindustria, Confartigianato, CNA, Confapi, CGIL, CISL, UIL. Con noi, su una proposta che ha fatto il partito. E che partiva dagli ultimi, ma non si è fermato lì a lamentarsi sul fatto che gli ultimi sono ultimi. Non lo faceva Don Milani e non lo facciamo neanche noi. Permettetemi, adesso vedo che non ci sono.
volevo dire, io non ho nessun problema sul tema del costo del lavoro, del cuneo fiscale, figuriamoci. Però ricordo vecchie esperienze, quando eravamo alla frutta arrivavamo alla lotta all'evasione fiscale. La bocca era piena e la pancia rimaneva vuota. Giusto? Guardo qualcuno che è ancora in forza. Ecco, io chiedo semplicemente al sindacalista Bonomi che mi spieghi, vuole 15 miliardi di riduzione del cuneo fiscale? Tutti, mi dica dove li trova. Ma non tutti 15, me ne basta uno. Me ne basterebbe uno. Allora, per esempio, ieri sera non c'era, perché non l'abbiamo invitata, me ne assumo questa responsabilità, Confcommercio. Non c'era. Perché questo tema, per esempio, della qualità del lavoro, ha un senso completamente diverso nella manifattura, anche artigiana, e lo voglio dire, non solo industriale, da quello che c'è, per esempio, nel settore dei servizi. Posso spendere una parola, un minuto? Un mese e mezzo fa ero ad Arquà Petrarca, che è un centro turistico di qualche rilievo, giusto? Vado al ristorante con mia moglie, siamo lì, arriva una coppia tedesca. Sono tedeschi perché capiamo che sono tedeschi. Questi signori, quando arriva la ragazza, fanno le ordinazioni in inglese. I tedeschi capiscono che il tedesco non si parla da tutte le parti del mondo. Fanno l'ordinazione in tedesco, risposta in... Ha capito? Allora io, ecco, questo per esempio, cioè voglio dire, siamo qua dove non abbiamo ancora concluso il tema dei demani nelle spiagge, giusto? Allora, sindacalista Bonomi, mi spieghi almeno se è d'accordo di chiudere quella partita lì. Glielo chiedo io, allora lo prendo sul serio. Se no è come il vecchio sindacalista quale ero io a un tempo, che quando non sapevo che cavolo dire, lotta all'evasione fiscale, viva Gesù. Dio buono. Concludo una cosa e basta. Allora segnalo che a 3 km all'altro casello dell'autostrada, a Padova, da 25 anni, online, c'è il registro informatico delle imprese. Guardo qua Paolo Giaretta, da 30 anni. E la chiudo qua con un tema. Da 30 anni attendiamo che il libretto delle competenze del secolo scorso, varato da Tiziano Treu, si trovi da qualsiasi parte. Vi spiego, vi dico, lo spiegavo Martella lo conosce il tema, ieri sera lo spiegavo anche il ministro e ci faremo qualcosa. Vi posso dire, la chiudo qua, non è una provocazione, con 5 milioni di euro a gennaio possiamo avere il registro online delle competenze di tutti i lavoratori. Attenzione, prima che la profilazione, sta roba che ci fanno con questi sistemi qua, delle competenze, le facciano i privati. Vi dico, Adecco lo sta già facendo. Cosa aspettiamo? Grazie. Allora, intanto vi ringrazio davvero per l'opportunità e anch'io confido che poi tutto venga comunque consegnato al Ministro Orlando, perché credo che ognuno di noi abbia messo un tassello. Ovviamente io come Presidente di Confesercenti rappresento tutte le attività a noi associate, ma visto che tra le associazioni datoriali sono l'unica donna presente, voglio approfittare per focalizzare un po' il tema del lavoro femminile, che ovviamente non è che perché parlo del lavoro femminile non c'è tutto il resto, ci sia ben chiaro. Però il lavoro femminile presenta ancora un divario e nel Veneto che cambia mi piacerebbe che proprio il PD riuscisse a portare anche questo tema a livello anche nazionale. Io ricordo di essere stata per 10 anni nel Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Venezia, di cui metà di quel periodo ero anche la presidente del detto comitato, negli anni 2000 e già si parlava di conciliazione tempi lavoro e vita delle donne. E mi sembra che non siamo andati poi tanto avanti, cioè qui siamo sempre un po' al palo sul tema. E le donne rappresentano tantissime imprese, soprattutto medio-piccole, soprattutto imprese che hanno quell'aspetto di cura, immaginiamo i negozi di vicinato, immaginiamo le attività di cura della persona. E, spesso impiegano donne a loro volta e vi assicuro che in questo periodo di pandemia
le imprenditrici spesso non hanno preso lo stipendio pur di darlo alle proprie dipendenti, così come hanno fatto sicuramente anche molti imprenditori, per carità. Tuttavia alle donne poi arriva sempre in carico tutto il resto, per cui immaginiamoci i figli in DAD, la 104, sono tutti elementi che vengono giustissimamente riconosciuti alle dipendenti, ma non dalle imprenditrici. E quindi noi immaginiamo che sarebbe importante tener conto di questo, perché il lavoro delle imprenditrici femminili è fondamentale per lo sviluppo del paese, ma non lo diciamo noi, lo dicono studi internazionali. La sostenibilità, la responsabilità, l'etica e spesso anche la cultura della qualità del lavoro che si fa, l'impegno che tante volte le donne mettono, è fondamentale per l'economia del paese. E quindi secondo noi sarebbe importantissimo che a livello regionale si ripartisse pensando anche agli elementi indispensabili affinché le donne possano lavorare con continuità. Durante la pandemia molte imprenditrici hanno chiuso non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni organizzative. Quando hai figli in DAD, quando hai genitori anziani a casa da curare, se non hai un aiuto, se non hai nessuno che dall'esterno ti dà una mano, parliamo di asili, parliamo di scuole a tempo pieno, parliamo di servizi di logistica, trasporti, eccetera, che possono aiutarci. Tutto questo, secondo me, deve essere tenuto in conto, perché le imprese, oggi come oggi, specialmente le medio-piccole, quelle che noi rappresentiamo di più, sono come delle famiglie. Non ci deve essere una differenza fra chi fa impresa e chi collabora con l'imprenditore, con le imprenditrici. E questo, secondo me, è un tema molto importante che io mi aspetterei che un partito come il PD si prendesse cura di questo aspetto, cioè non facciamo differenza tra chi fa impresa e chi è dipendente, perché in entrambi i casi ci sono dei pro e dei contro, ma davvero in questo periodo di pandemia le donne hanno sofferto tutte in ugual misura e, ripeto, spesso le donne imprenditrici hanno sofferto un po' di più pur di mantenere vive le loro attività. Quindi io direi che, ecco, l'ultima cosa che volevo dire è che le imprese femminili spesso hanno delle loro debolezze, che anche su questo secondo me si potrebbe provare a metterci un po' mano. La debolezza principale che sono spesso piccole imprese e l'altra debolezza è la difficoltà di accesso al credito. Quindi anche su questo ci piacerebbe che a livello regionale e a livello nazionale ci fosse una maggiore attenzione. Ripeto, sono convinta che le imprese femminili possano fare veramente la differenza nella ripartenza anche economica del nostro paese. Vi ringrazio e vi ringrazio ancora per l'opportunità. Beh, grazie per l'invito, ho raccolto con molto piacere, visto che sono veneto e quindi di Vicenza, quindi di partecipare a questo incontro, anche perché qui si parla di lavoro che cambia, quindi lavoro non soltanto ovviamente dipendente, ma anche autonomo e in particolare libero professionale, che dà e registra numeri importanti a livello nazionale, ma anche nel territorio veneto. Diciamo che le aspettative di ripresa dell'economia nazionale e regionale dovute all'attenuazione del fenomeno della pandemia, che ancora purtroppo però circola, sono state bruscamente interrotte appunto dalla guerra in Ucraina. E il conflitto che ha generato quindi costi importanti, energia elettrica e anche di reperimento delle materie prime, che una zona e un distretto produttivo come quello del Veneto evidentemente ha il suo peso importante. Il governo sta intervenendo con adesso il bonus di 200 euro o con altri sostegni per famiglie e imprese, ma evidentemente non so quanto siano sufficienti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, occorrono sicuramente misure forti, anche di carattere strutturale, interventi straordinari. Noi nel DEF abbiamo presentato una richiesta perché gli aumenti contrattuali, noi fra l'altro siamo anche in una fase di rinnovo contrattuale, lo diceva prima chi mi ha preceduto, che ci sono molti rinnovi contrattuali scaduti, molti contratti collettivi scaduti che quindi meritano il rinnovo, ma siamo preoccupati per queste fasi di rinnovo perché evidentemente da una parte c'è un costo del lavoro che è molto elevato, che incide sui datori di lavoro, gli studi professionali a livello nazionale impiegano quasi 1 milione di lavoratori dipendenti, nel Veneto anche qui ci sono molti professionisti che sono datori di lavoro, che impiegano prettamente un personale femminile. Pensiamo che circa l'80-85% dei nostri studi professionali sono donne, quindi anche questa è la sua importanza. Abbiamo un welfare molto significativo e molto importante e quindi nell'aumento contrattuale che necessariamente si dovrà riconoscere ai lavoratori dipendenti
peserà molto sia sul datore di lavoro che ovviamente sui lavoratori, quindi chiediamo che eventualmente questi aumenti vengano in qualche modo detassati, quindi al Ministro abbiamo già avanzato questa richiesta, però sappiamo benissimo che ci sono difficoltà anche di carattere economico ovviamente. Diciamo una cosa che il Ministro, mi dispiace che sia andato via perché avrei voluto dirgli che il Ministro Orlando sul piano diciamo del metodo ha operato nella giusta direzione, perché tutte le azioni e le riforme che sono state fatte, in primis quella degli ammortizzatori sociali, ma non possiamo dimenticare anche quelle sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nel periodo Covid, hanno prodotto dei risultati positivi perché c'è stato un dialogo, un confronto con le parti sociali. Confronto che non dovrebbe mancare neanche a livello regionale, perché molte delle problematiche sul mercato del lavoro sono sul tavolo dell'assessore regionale e quindi ci sarebbe la necessità di un coinvolgimento, secondo noi, maggiore delle parti sociali. Per quanto riguarda le libere professioni, due dati che mi sembra opportuno dare, visto che riguarda sempre l'attività di lavoro. Noi abbiamo circa 116.955 al 2020 lavoratori liberi professionisti e impattano quelli con dipendenti sono 16.495 e c'è stato un grande boom di crescita negli ultimi anni, dall'anno 2000 fino all'anno 2019. Poi con l'anno 2019 che è subentrata questa crisi, non dimentichiamo che la pandemia ha colpito duramente i lavoratori autonomi che probabilmente non hanno avuto dal governo delle misure di ristoro pari ad altre attività, ma capisco anche le difficoltà che ci sono state. Pensiamo che quanti sono stati quelli che hanno fatto ricorso al reddito di ultima istanza riconosciuto dal governo nel momento della pandemia, e quindi riscontriamo che c'è stato un calo anche del lavoro autonomo, oltre che altro del lavoro indipendente, del lavoro, come si diceva prima, autonomo, confartigianaria, commercio e altre attività. Questo calo si è riscontrato in una percentuale che per i professionisti, diciamo, quelli senza dipendenti è quasi l'8% e quelli invece con dipendenti del 6%. In totale possiamo dire che nell'anno 2019-2020 abbiamo perso 9.000 liberi professionisti nel Veneto. Qua parlo liberi professionisti iscritti agli ordini o non iscritti agli ordini alla gestione separata dell'INPS, quindi è un numero complessivo, e 1.000 datori di lavoro con dipendenti, quindi automaticamente potete pensare anche in cascata, anche questo ha provocato. Ma il dato più preoccupante di per sé stesso non è soltanto questo che è già preoccupante come numero, ma anche il fatto che riguarda soprattutto la fascia sotto i 44 anni, quindi la fascia dei giovani, sono quelli che sono stati più penalizzati prima del Covid e dopo da questa nuova situazione che si è creata anche per effetto della guerra. Quindi questo dato deve farci riflettere perché abbiamo un 16% in meno in questo caso dei lavoratori inferiori ai 44 anni di età. Per sopra i 45 anni bene o male è tenuto. Questo è stato anche negli anni precedenti la crisi, perché è cresciuto di più i lavoratori autonomi liberi professionisti sopra i 45 anni piuttosto che sotto i 44 anni. Anche questo è un dato preoccupante perché evidentemente sta a dimostrare la poca voglio dire, fruizione da parte dei giovani ad accedere alle attività libero professionali, che invece magari quelli sopra i 44 anni sono espulsi dal mercato del lavoro tradizionale e sono finiti a fare un lavoratore autonomo per esercitare comunque con partita IVA e continuare a esercitare la loro attività. Per fare tutto questo, diciamo che noi riteniamo che sia bisogno di alcuni interventi a livello nazionale e territoriale, favorire e promuovere i processi aggregativi dei liberi professionisti finalizzati a costituire nuove realtà, soprattutto della multidisciplinarità e l'ottica, soprattutto di far accedere a queste società, associazioni dei giovani per avviarle, altrimenti rischiano di finire nella fase così della fragilità e abbandonare a breve la loro attività professionale. Definire un sistema di politiche attive, oggi si è parlato di politiche attive, ci ha detto quanto difficile è incontrare domande e offerta di lavoro, ma ci sono anche degli strumenti di legge che non sono stati attuati, per esempio la legge 81 che prevedeva lo spartello del lavoro autonomo, non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale, presso i centri per l'impiego. Non hanno mai funzionato, purtroppo funzionano molto male. Questo potrebbe essere un punto di riferimento per coloro i quali vogliono cercare un'opportunità lavorativa e potrebbe esserci appunto i centri per l'impiego, però qua bisogna capire se si riesce a dare attuazione a questa norma. C'è stato l'ISCRO, uno strumento che abbiamo, io sono consigliere CNEL, voglio dire, li abbiamo adoperato per fare per questo riconoscimento di un ammortizzatore sociale rivolto agli iscritti alla gestione separata dell'INPS, e uno strumento valido. Sono uscite le norme in questi giorni per dare anche le politiche attive, però devono ancora cominciare.
Qualcosa sul programma Gold che citava anche prima il Ministro era quello che sono beneficiari di misure soltanto quelli che chiudono la partita IVA. Bisognerebbe che venissero lasciate anche invece coloro che continuano e che magari devono riqualificare la loro attività professionale. Per ultimo si è parlato anche molto anche oggi sul lavoro dell'apprendistato, quindi favorire e sviluppare ancora meglio il sistema duale, ne ha parlato anche il Ministro. E in questo caso pensavamo un apprendistato che potesse essere svolto anche per accedere alla professione, quindi anziché praticantato, stage o altre attività che penalizzano sempre il giovane e che magari poi fa fatica ad accedere alla professione, riconoscere anche la possibilità di accedere tramite l'apprendistato, che potrebbe essere uno strumento estremamente utile e per valorizzare e non disperdere il capitale umano che, come diceva giustamente il Ministro, purtroppo va all'estero e quindi perdiamo una forza lavoro importante. Grazie ancora per il vostro tempo. Allora, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità e grazie agli interventi assolutamente qualificati che mi hanno preceduto, che mi seguiranno. Io parto da due spunti secondo me molto interessanti e mi collego molto all'intervento dell'altra signora che è intervenuta prima, Cristina Giussani, che ha rimesso al centro un po' una questione che forse non è stata trattata abbastanza. Lo facciamo in chiusura sapendo che gli ultimi saranno i primi e quindi spero che il Partito Democratico lo ha già fatto anche attraverso, diciamo, degli strumenti concreti e normativi, ma si faccia davvero carico di una situazione che non è banale. Bruno Anastasia ha messo al centro un tema che è il tema. Io vengo anche da una provincia che è la provincia di Belluno, dove questo è il problema che ci riguarda da vicino tutti i giorni, che è il problema demografico, ma è una cosa che va messa al pari di quella che è la questione femminile, che deve e che mette al centro la donna, un sistema di rete che purtroppo il nostro paese non riesce a supportare. Questo perché? Perché, guardate, parto dall'ultimo studio di Almalaurea. Sapete che Almalaurea è un consorzio interuniversitario che collega il mondo dei laureati col mondo del lavoro. Ecco, l'ultimo studio che mi pare a gennaio di quest'anno a Bologna dice questo, che le donne, le laureate, sono più motivate e più intraprendenti, ma che i laureati sono più pagati e più occupati. Credo che potremmo fermarci qui e dire che c'è tanto da fare. Questa cosa era la stessa cosa che emergeva nel 2017 dallo stesso studio di Almalaurea, perché loro fanno degli studi costanti e continui. A questo si aggiunge anche un altro fattore che non è per niente banale, che è emerso dalla pandemia. Durante la pandemia, infatti, abbiamo visto come tutta la rete di supporto, che ovviamente è venuta meno, abbia penalizzato in modo evidente tutto il mondo femminile, e io lo dico anche da lavoratrice autonoma, io sono architetto, soprattutto le libere professionisti e le lavoratrici autonomi. Ma c'è un altro studio interessante, adesso do dei numeri perché secondo me rendono molto bene l'idea. Save the Children. Save the Children dice che nel primo semestre del 2021 un contratto su 10 riguardava le donne, e che il 40%, 39 qualcosa mi pare, di donne che hanno 2 o più figli, sono in contratto part-time. Ma perché tutto questo? Perché noi dobbiamo scegliere. Io ho una bambina di 8 anni, noi dobbiamo scegliere e dobbiamo scegliere tra lavoro e famiglia. Come sempre mi viene anche da aggiungere. Allora, se il 42% delle donne tra i 24 e i 50 anni decide con figli, decide di non lavorare, per un paese che vuole essere al passo con i tempi, questo è uno dei primi punti da risolvere. Su questa non si può più transigere. Noi non possiamo essere messe nelle condizioni di dover sempre scegliere noi, per default, mi viene da dire, per default. Siamo noi che dobbiamo scegliere. No, questa cosa non è più sostenibile. Ma guardate che questa cosa non dipende solo da noi. In Veneto, parliamo della nostra regione, ci sono 29 posti negli asili nidi ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni. Ma che opportunità possiamo avere? Ma perché non facciamo figli?
Ma è normale. Allora il Partito Democratico deve farsi carico, e ci sono regioni dove noi governiamo dove questa cosa non succede, perché siamo molto più avanti, perché abbiamo investito, ma un investimento che è partito negli anni '80. È una questione culturale. Allora io chiudo, però penso a questa cosa: dobbiamo fare il doppio lavoro, e lo dico da dirigente politica prima di tutto. Dobbiamo creare una cultura in cui noi siamo al centro, perché quando ci siamo facciamo davvero la differenza, e lo dimostrano i dati. Ma dobbiamo anche far conoscere e continuare a far crescere tutti quegli strumenti normativi che, quando noi ci hanno visto al governo, hanno permesso di fare dei passi avanti, seppur minimi. Ma penso anche solo, ad esempio, all'aumento del congedo parentale, piuttosto a tutto quello che è l'aiuto sulle famiglie monoparentali, ma anche all'assegno unico. Io per la prima volta, vi faccio la mia esperienza, rispetto al mio compagno, questa volta sono alla pari, perché anch'io ho diritto a prendere l'assegno unico, perché la differenza non la fa se sei donna o uomo, ma se hai un figlio o non ce l'hai. Queste cose sono ciò che ci daranno la possibilità di rimettere al centro un paese moderno e di fare davvero la differenza. Credo che il Partito Democratico se ne sia fatto carico, e credo che oggi abbiamo dimostrato tanto e potremo dimostrare ancora tanto. Grazie dell'opportunità. Io sarò velocissimo davvero, mi limito a dire due cose. La prima è che questo metodo, che è il metodo delle agora democratiche, visto che ci sono anche persone che appunto non fanno parte del partito e quindi magari non lo conoscono direttamente, funziona. Banalmente è l'idea che dobbiamo aprirci, e quindi che incontri come questo non ha senso farli con due relatori che parlano a platea che ascolta e basta, ma che ci debbano essere tanti interventi cadenzati, brevi, ma in cui ci sia la possibilità di avere un quadro completo e un confronto reale. Ne dico uno su tutti. Su stamattina abbiamo sentito dal sindacato al lavoro dipendente fino a Confprofessione, scusate, che raramente capita, perché raramente riusciamo a mettere al tavolo tutti i soggetti. E quindi è un metodo che abbiamo portato avanti a livello nazionale e che oggi, su un tema cruciale per il Veneto come il lavoro, abbiamo voluto utilizzare. Ecco, nel lavoro e nel percorso segnato in questi mesi, penso che tutti ce ne siamo accorti, c'è stato un rilancio forte di attenzione anche da parte del Partito Nazionale sul Veneto. C'era Letta la settimana scorsa, oggi c'era il ministro Orlando, perché questa è una terra in cui noi abbiamo la possibilità non solo di dire delle cose, ma anche di giocarcela. E chiudo su questo: il lavoro è sicuramente, tanto più in Veneto, uno dei temi su cui abbiamo la possibilità di dire cose anche diverse da chi in questi anni ha governato la regione. Cito un elemento su tutti. A me ha colpito molto in questi mesi il fatto che siano gli imprenditori oggi a dire apertis verbis che abbiamo bisogno di un ragionamento completamente diverso sui flussi migratori. Perché finché l'abbiamo detto noi in questi anni, siamo spesso passati per i buonisti, o comunque per avere un atteggiamento a prioristico sul tema migratorio. Oggi ci rendiamo conto di come anche e soprattutto per il tema demografico, lo diceva bene Bruno Anastasia all'inizio, comunque vada, anche ci mettessimo oggi a provare a risolverlo, è un tema che ci portiamo avanti per decenni inevitabilmente, e ancor più sarà nei prossimi 10 o 20 anni, con il fatto che stanno andando progressivamente in pensione quelli che sono nati negli anni del baby boom. E se penso invece a quanti sono nati 20 anni fa, cioè nel momento, per quelli che oggi stanno andando a lavorare, provate a pensare a quanto grande è lo scompenso. Ma dicevo, visto che il tema demografico, se riusciremo a arginarlo, lo arginiamo solo nel lungo periodo, è evidente che il tema dei flussi e di come portiamo qui persone che ci aiutino a sostenere la nostra economia, e come lo facciamo in un modo regolato e intelligente, e anche farlo sfidando la vulgata populista, è uno dei punti chiave del compito politico che abbiamo davanti a noi. Mi ha fatto quindi piacere che stamattina, non soltanto da parte degli esponenti politici, ma anche delle categorie
sindacato, devo dire, lo diceva da tempo, sia arrivato forte questo messaggio e credo che anche qui, anche in Veneto, questa sia una delle chiavi su cui possiamo costruire una narrazione diversa. Grazie. Grazie Vanessa, ringrazio tutti quanti coloro che hanno organizzato questa agora molto interessante. Allora, il mio intervento verterà sull'annoso tema di stage, tirocini, riforma del contratto di apprendistato, dato che insomma come Giovani Democratici è una battaglia che abbiamo portato avanti grazie insomma al lavoro fatto dai Giovani Democratici di Milano, che hanno ideato una proposta di legge già qualche anno fa che verteva proprio sulla riforma di questo strumento e che aveva l'obiettivo poi di promuoverla. Infatti poi questa è diventata una battaglia di tutte quante le federazioni dei Giovani Democratici per tutta Italia, comprese quelle del Veneto. Diciamo che tutto questo ha portato a un piccolo passo in avanti, non è diciamo l'obiettivo finale, però insomma sappiamo che la politica va fatta a piccoli passi. Siamo arrivati, grazie anche alla sensibilità dimostrata dal ministro Orlando, ad arrivare a introdurre in legge di bilancio, nell'ultima legge di bilancio, alcuni commi che prevedono che entro 6 mesi dall'approvazione della legge di bilancio, quindi entro giugno, quindi sarà questione di settimane, massimo un mese, venisse convocata la conferenza Stato-Regioni per una regolamentazione dei tirocini extracurricolari. Tra l'altro abbiamo fatto anche un lavoro col Partito Democratico del Veneto, abbiamo presentato alla prima assemblea regionale che ha eletto Andrea segretario verso metà gennaio una mozione per chiedere un impegno da parte del gruppo consigliare in Consiglio regionale del PD per presentare una mozione per impegnare il presidente Zaia a presentarsi in conferenza Stato-Regione con una posizione ben precisa, cosa che è stata fatta. Purtroppo la mozione è stata bocciata, diciamo che questo poi la dice anche lunga sulla considerazione che la Lega, la destra in Veneto, ma più in generale in Italia hanno della qualità del lavoro e delle condizioni dei giovani. Poi ci meravigliamo del fatto che moltissimi giovani scappano da questa regione, magari per andare in regioni più vicine, come per esempio l'Emilia Romagna. E beh, le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti. Quindi diciamo, le motivazioni dietro rimangono ancora protagoniste. Vi do qualche elemento. Questa mozione prevedeva di introdurre come diciamo, soglia minima di retribuzione del tirocinio la soglia di povertà regionale, che comunque non andasse al di sotto dei 500 euro mensili, dei tetti per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, dei limiti temporali e diciamo circoscrivere l'utilizzo di questo strumento a categorie molto molto fragili, quelle più svantaggiate, quindi per esempio donne vittime di violenza, vittime di tratta, persone con disabilità, eccetera. La proposta di legge che è stata portata avanti dai Giovani Democratici prevede di arrivare come punto di arrivo a un superamento vero e proprio dello strumento del tirocinio extracurricolare per considerare lo stage e il tirocinio come uno strumento formativo per chi ha un percorso universitario e arrivare invece a come forma per l'entrata nel mondo del lavoro per il contratto di apprendistato. Semplicemente come punto cardine il fatto che il contratto di apprendistato è un contratto vero e proprio e quindi permette di avere ai giovani lavoratori tutta una serie di diritti, garanzie e tutele, come per esempio il diritto alle ferie, contributi previdenziali, cosa che invece il tirocinio, lo stage extracurricolare in senso stretto non prevede, non essendo neanche un contratto in senso stretto. Concludo con una considerazione finale. Noi spesso, come anche detto prima Vanessa, parliamo in maniera molto retorica dei giovani, del futuro dei giovani, eccetera. Diciamo che questa è la dimostrazione che concretamente si può dare una mano alle giovani generazioni. Non dobbiamo stupirci del fatto che poi, come ho detto prima, fuggano da questa regione, non dobbiamo stupirci del fatto che siano sempre più sfiduciati nei confronti della politica e delle istituzioni. Forse se noi cominciamo, diciamo, a garantire concretamente le giovani generazioni e i giovani lavoratori, forse un piccolo passo in avanti saremo in grado di farlo. E garantire significa semplicemente e molto banalmente garantire un futuro fatto di diritti, tutele e dignità, perché come anche detto prima il ministro Orlando, uno dei temi fondamentali è il tema della qualità del lavoro. Se non lo affrontiamo, che ci stiamo a fare qua? Quindi affrontiamolo fino in fondo e magari insomma quel 9% che prima citava Orlando di lavoratori che ci votano, forse insomma si incrementerà e crescerà sempre di più. Grazie. Velocissima, spero, sì. Allora, io brevemente, 3 cose proprio velocissime. Partirei dalla questione del lavoro femminile. Come dotto anch'io ho dovuto modificare insomma la mia carriera lavorativa per i 3 figli che ho fatto. Io mi permetto di però segnalare un argomento che rimane sempre molto laterale
E invece io trovo che sia fondamentale. Quante volte molti di noi hanno sentito donne dire devo andare a lavorare per pagare la babysitter, sto a casa. Ricordo a tutti che le donne o le famiglie sono datrici e datori di lavoro che non detraggono dal proprio reddito il salario che danno alla persona che si occupa dei propri figli e dei propri cari. Io credo che questa distorsione fiscale sia fondamentale se vogliamo risolvere veramente la questione del lavoro femminile. Non sono così entusiasta della questione degli asili nido per il semplice fatto che, sempre per questione di esperienza personale, se alle 7:30 tuo figlio ha 38 di febbre, che tu abbia l'asilo gratuito, non ti risolve la questione, ti risolve molto di più la possibilità, come dicevo prima, di avere una persona che ti può aiutare nella gestione dei tuoi figli, a cui tu dai un salario, quello corretto, non lavora in nero, ma tu i 1.000 euro, gli 800 euro che dai alla babysitter che si occupa di tuo figlio, li detrai dal tuo reddito. Quindi questa secondo me è una questione fondamentale. Ovviamente gli asili nido sono importanti, così come sarebbe importante riorganizzare il sistema scolastico italiano, che sicuramente non aiuta il lavoro femminile, perché lo sappiamo tutti, un datore di lavoro che sa che tu hai un figlio di 6 mesi ti concede volentieri l'ora di permesso. Se il tuo figlio comincia ad averne 6 o 7 di anni, quello stesso datore di lavoro, che non è ovviamente un datore pubblico, ma è in questo caso un datore privato, comincia già a storgere il naso. Però, e anche su questo il PD secondo me dovrebbe fare uno sforzo, dobbiamo cambiare anche la mentalità e la cultura. Uno strumento come la paternità, facoltativa, ma per certi versi anche obbligatoria, è usato pochissimo nel nostro paese. Quindi mi rivolgo agli uomini che sono in questa sala, quelli che ci ascoltano, e però a tutti gli altri uno sforzo anche da parte vostra, cioè dobbiamo cominciare veramente a condividere il carico familiare, soprattutto quello dei figli, tra sessi, femminile e maschile, tra genitori e genitori, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Mi permetto di proseguire il ragionamento molto interessante che ha fatto il dottor Stella di Confprofessioni, perché l'espulsione dalle professioni dei giovani è fortissimo. C'è un tema legato alle tariffe professionali. Le tariffe professionali erano state concepite, quelle nuove, per avere una tariffa media e poi degli sconti, in particolare per agevolare i professionisti giovani. Il risultato è, se fate caso, i bandi delle pubbliche amministrazioni prevedono di per sé già degli sconti sulle tariffe. Quindi cosa vuol dire? Che se una pubblica amministrazione, anche semplicemente in un bando, o un'azienda deve ricercare un libero professionista, finisce per chiedere sconti tariffari ai professionisti con lunga esperienza e di fatto espelle dal mercato i professionisti giovani, perché se tu chiedi il minimo di tariffa a un avvocato o a un architetto che ha 20 anni di esperienza, di certo nella comparazione tra i curricula quello vince rispetto a un giovane, perché tanto le tariffe di fatto concepite per agevolare i giovani sono appiattite verso il basso. Poi l'ultima cosa che mi permetto di dire, abbiamo parlato di rappresentanza fondamentale, di salario minimo fondamentale, di cuneo fiscale fondamentale. Abbiamo però affrontato un tema che secondo me non è tanto di livelli salariali, quanto di potere di acquisto. Se avete fatto caso, le presidenziali in Francia hanno giocato su questo tema del potere di acquisto. Il potere d'acquisto in Germania a parità di salario, cioè a salari diciamo di quel paese, non è molto diverso dal potere di acquisto qua. Quindi se vogliamo essere corretti dobbiamo parlare di potere di acquisto, ma questo di certo inficia la questione degli immigrati, perché loro hanno dei bassissimi consumi e invece giocano sulle rimesse che fanno nel loro paese. Quindi loro vanno in Germania, prendono più soldi, di fatto consumano pochissimo in quel paese perché il livello di vita è comunque molto basso e quindi ci guadagnano perché riescono a rimettere
e quantità di denaro molto più alte nei paesi di origine. Quindi il tema, secondo me, e credo che possa riguardare anche le associazioni sindacali, è quello del potere di acquisto. Ovviamente se ragioniamo sull'Italia, potere d'acquisto e livello si equiparano. Grazie. Ringrazio per l'occasione che mi date. Volevo dire due parole sul problema degli infortuni. Nel Veneto, gli ultimi dati disponibili ufficiali dall'INAIL, quelli tra il 2016 e il 2019, dicono che gli infortuni sono passati in occasione di lavoro, escludendo quelli in itinere, da 62.700 a 65.430, con un aumento del 4,3% tra il 2016 e il 2019. Nell'industria sono passati da 50.300 a 52.800, con un aumento maggiore, cioè del 5,1% rispetto alle altre due gestioni, agricoltura e per conto dello Stato. Nel 2020, gli ultimi dati disponibili, gli infortuni si sono ridotti dai 65.000 del 2019 a 61.300 a causa dei lockdown. Nel 2021 i dati preliminari che ci sono dicono che sono ritornati ad aumentare, cioè dopo molti anni, dopo il 2000, in cui gli infortuni si riducevano sul lavoro, nel Veneto adesso invece riprendono. Cosa ha fatto la Regione per opporsi oppure per affrontare questo fenomeno? Beh, dal 2017 al 2019 praticamente il numero degli occupati negli SPISAL si è di molto ridotto con l'unificazione che c'è stata delle ULSS. Sono poi riprese col 2019-2020 le assunzioni, però nella provincia di Treviso i nuovi assunti, tecnici della prevenzione sto parlando, i laureati triennali che vanno a fare vigilanza, non sono più assegnati allo SPISAL, sono assegnati a un servizio delle professioni sanitarie, SPS, che poi li dirotta a giorni alterni a seconda delle esigenze del momento tra i vari servizi di vigilanza del Dipartimento, che ricordo sono l'igiene degli alimenti, l'igiene pubblica, i servizi veterinari e lo SPISAL. Questo ha fatto sì che oggettivamente questi operatori non sono in grado di assumere un ruolo autonomo in tutti questi ambiti che sono diversissimi fra di loro. Oggi come oggi in provincia nel Veneto si stima che solo il 10% degli infortuni gravi procedibili d'ufficio, ai sensi dell'articolo 589 del Codice Penale e 590, cioè quelli superiori ai 40 giorni, sono valutati dagli SPISAL e si costringono spesso gli infortunati ad attivare studi legali o studi professionali al fine di farsi vedere, riconoscere i loro diritti. Ora, questa situazione perciò deve essere assolutamente affrontata proprio perché la qualità degli operatori presenti nei servizi SPISAL deve essere garantita non solo in termini di specializzazione, lavorano solo là, ma anche in termini di multidisciplinarietà. Nel 2018 c'erano 3 chimici e un laureato in ingegneria in tutta la provincia, attualmente nello SPISAL unico dell'ULSS 2 non esiste più nessun laureato tecnico, che ci sono solo alcuni medici. Di conseguenza è chiaro che il problema si pone, anche perché si pone un problema simile, e di questo è interessante che a questo convegno abbia partecipato anche il ministro Orlando, nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è nato nel 2016 con questo nome per diventare Agenzia Unica della Vigilanza sul Lavoro, in quanto in maniera abbastanza logica si occupa delle competenze già dell'INPS, INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro in campo di vigilanza in materia previdenziale, INPS, assicurativa, INAIL e giuslavoristica, Ispettorato del Lavoro, e in più
con il decreto recentissimo 146 del 2021, della fine del 2021, è stato affidato a questa agenzia anche la materia di sicurezza e salute sul lavoro, che invece finora sia la 833 del 78 sia il decreto legislativo 81 del 2008 affidano agli SPISAL, cioè alle regioni. Questo fatto sta già creando dei problemi in questa agenzia unica della vigilanza sul lavoro, che sono venuti fuori recentemente anche sui giornali, perché questi soggetti, questi operatori neoassunti, sostanzialmente non hanno la possibilità di spaziare in un ambito così vasto di competenze, perché non è stato preso in considerazione, vengono considerati vigilanti su tutta questa materia. Poi c'è l'altro problema, e ho concluso: si rischia di non sapere più chi farà la vigilanza sulle aziende, perché o si passa, per quanto riguarda la salute e la sicurezza, o si passa tutto questi compiti all'Agenzia Unica della Vigilanza sul Lavoro, ma in questo caso bisogna modificare la legge di riforma sanitaria e bisogna modificare il decreto legislativo 81, che li affidano invece alle regioni, e oppure, se rimangono alle regioni questi compiti, bisogna coordinare questa duplicazione delle competenze rispetto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e soprattutto per la parte sanitaria, se rimane per la parte che rimarrà al sistema sanitario, se rimane alle regioni, queste devono essere vincolate assolutamente con livelli assistenziali minimi di vigilanza nelle aziende ben calibrati e cogenti per le regioni, esattamente come è stato fatto di recente, lo avrete di sicuro nella memoria, per quanto riguarda i posti di rianimazione in occasione della pandemia, che sono state costrette parecchie regioni meridionali, si parte sempre come esempio dalla Calabria, che colpevolmente non avevano mai completato le loro dotazioni di posti di rianimazione per affrontare questo problema. Ci sarà bisogno assolutamente, se vogliamo tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, che vengano definite per le regioni dei livelli di vigilanza minimi obbligatori, in funzione poi naturalmente della possibilità di partecipare al fondo sanitario regionale in termini interregionale, cioè statale, in termini di finanziamento. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Gianni anche per le proposte su cui lavoreremo insieme alle altre che sono emerse nel corso di questa utile e impegnativa giornata, sessione di lavoro. Vi ringrazio intanto per l'attenzione che avete avuto fino a qua e do ora la parola al segretario regionale Andrea Martella per le conclusioni. Grazie, ma davvero le mie non saranno conclusioni, perché voglio parlare poco, ho pochissima voce da 2 settimane, ma anche perché credo che questo sia un punto di avvio, un punto di partenza del nostro lavoro sul lavoro in Veneto, lavoro che cambia, nel Veneto che sta cambiando, come è stato ricordato. Vorrei ringraziare davvero tutti gli intervenuti, voi che siete rimasti qui fino adesso, tutti quelli che hanno parlato e hanno dovuto andare via e ci hanno offerto un punto di vista utile per elaborare anche su questi temi la nostra proposta. Voglio ringraziare in primo luogo Vanessa, che ha organizzato questa nostra Agorà e che su questi temi sta lavorando con grande impegno. Vorrei anche ricordare, non è stato ricordato prima, che qualcosa poi di concreto anche dal punto normativo e legislativo l'abbiamo già organizzato, l'abbiamo già ottenuto in Regione Veneto, perché è stata approvata la legge proposta da Camani su la parità di genere, la parità retributiva tra generi,
e quindi l'investimento sul lavoro femminile e l'incentivo alle imprese che investono sul lavoro femminile. Ne abbiamo parlato recentemente anche con Tiziana Basso e con Gianfranco Refosco, che davvero ringrazio anche per il modo con il quale nel corso di questo periodo siamo riusciti a costruire un rapporto e hanno dato a me una mano per avere delle lenti migliori per capire che cosa si poteva fare di meglio su questi temi. E voglio anche dire che voglio fare solo dire 3 cose. La prima è relativa, ne ha parlato il ministro Orlando, alla fase che stiamo vivendo e a quello che noi ci proponiamo quindi come PD del Veneto. L'Italia e anche il Veneto è come se fosse una pentola a pressione. L'acqua è raggiunta all'ebollizione dopo 2 anni di pandemia e ora si trova il coperchio della guerra. Questo coperchio, se non trova una valvola con il quale sfiatarsi, rischia di creare un innesco che provoca una tensione di carattere sociale. Allora non c'è dubbio, l'abbiamo detto e ribadito, che vengono prima tutte le misure che devono essere prese contro la guerra, anche a proposito di sanzioni economiche, ma è altrettanto vero che dobbiamo evitare meccanismi speculativi che possano creare maggiore tensione sociale. E quindi giuste le cose che sono state dette sul lavoro, sulla contrattazione, sui salari, sulla necessità di rivedere i contratti. Quello che io vorrei dire, ne abbiamo parlato anche recentemente in un'altra occasione, forse anche in un articolo scritto per la stampa, dobbiamo costruire, ed è questa la proposta che voglio avanzare, che però ha bisogno di un lavoro in fieri nei prossimi giorni, dobbiamo costruire un patto, un nuovo patto sociale per il Veneto, basato, come è stato durante la pandemia, sulla coesione, è basato sul fatto, come si dice e come è necessario fare, che tutti quanti siamo in grado di fare, tutti quanti siano in grado di fare un passo indietro, come è stato in tanti altri momenti della storia di questo Paese, per raggiungere un obiettivo. E guardate, da qui si vedono le leadership, da qui si vede la capacità di costruire qualcosa, di innovare, di realizzare un obiettivo che riguarda l'interesse nazionale. Ecco, noi vogliamo in Regione Veneto provare a fare questo, provare a dire è necessario una nuova fase di sviluppo, è il momento di scelte impegnative, non è il momento di assecondare quello che dicono gli altri, è il momento di scelte coraggiose, di indirizzare un nuovo livello di sviluppo basato sulla qualità del lavoro, basato sulla sostenibilità ambientale, basato sulla capacità di rendere le nostre imprese più forti, più capaci di competere nei mercati internazionali con tutti gli strumenti necessari. E quindi ripartiamo da queste cose, ripartiamo dalle cose che ha detto Bruno Anastasia, che sono veramente contento finalmente di aver portato ad un convegno del PD, di aver avuto io l'occasione come segretario regionale di chiedere a Bruno di partecipare ad un convegno del PD e di darmi anche una mano in questo lavoro, avendo noi un antico rapporto per ragioni geopolitiche, diciamo così, da tanto tempo. Ecco, ripartiamo da quei 5 flash che mi auguro possano diventare 5 proposte, sulle quali noi decliniamo un punto di vista del Veneto che può servire a livello nazionale e che può anche fare chiarezza su molte cose. Ieri, arrivando a Padova, guardavamo con Orlando, c'erano questi grandi manifesti del candidato contendente, del sindaco Giordani, con questi grandi manifesti sulla sicurezza. E Orlando mi ha detto, ma siamo ancora con la sicurezza? Perché non c'è dubbio che il tema nel corso di questi anni, con la pandemia e poi adesso anche con la guerra, non è solo la sicurezza legata all'ordine pubblico, ma è la sicurezza sociale,
legata anche alla coesione. E non è un caso, ne ha parlato Giacomo Possamai nel suo intervento, ma ne ha parlato Enrico Carraro, ne abbiamo parlato in tante occasioni, che gli industriali del Veneto, non solo il ministro del turismo, con Zaia che annuisce, chiedano nuovi flussi migratori e un decreto più, diciamo, corrispondente alle reali esigenze del mondo del lavoro. Allora qualcosa è cambiato, dentro questo cambiamento c'è anche il PD, cercheremo di svolgere un ruolo meglio e di più di quanto abbiamo fatto nel passato. Sì, forse è vero, se dobbiamo essere, della seconda cosa che voglio dire, il partito del lavoro, non forse, dobbiamo essere il partito del lavoro che si caratterizza per avere delle capacità di proposta, perché poi dirlo solamente con gli slogan, come diceva sempre Bruno, è molto facile, ma poi si cercano delle scorciatoie che non portano ad alcun risultato. E dobbiamo essere il partito che approfondisce i temi. Forse mi permetto di dire, dobbiamo essere il partito che guarda al mondo del lavoro, a tutte le sue necessità e alla necessità del cambiamento, e forse il PD deve avere un profilo così netto di essere al contempo il partito che esercita una responsabilità, è in grado quindi di chiedere quella coesione a cui prima facevo riferimento e di non essere identificato però con l'establishment. E cioè di apparire come un partito che chiede la responsabilità ma che sul lavoro ha politiche nette, precise, che secondo me, come in tutti i grandi momenti, devono anche essere organizzate, devono anche essere pensate con un livello di unità, a cominciare dal mondo del sindacato. Ne abbiamo parlato l'altro giorno con Gianfranco, Roberto e Tiziana, anche con il segretario Letta lunedì, prima anche con il ministro Orlando. Mi pare che su questo punto si possa essere d'accordo. Io ho ben chiaro quale deve essere la collocazione del PD. Credo che dobbiamo ripartire però da oggi, da questa agorà, sapendo che oggi si è costruito comunque un fatto nuovo. Noi, voi più fedeli di tutti, vi ringrazio qui fino alla fine, ma un partito democratico che finalmente riesce a mettere insieme tutte le forze economiche e sociali, la rappresentanza delle nostre forze economiche e sociali, e inizia a fare un ragionamento su quello che è il Veneto, su quello che vogliamo fare, sulle proposte. Non è che questo diciamo sia un incidente casuale, è il frutto di un lavoro fatto nel corso di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi, ma soprattutto di un lavoro che dovremo continuare a fare, perché senza una costanza non si costruisce nessuna credibilità. La terza cosa, e ho davvero concluso, noi assumeremo fino in fondo questo tema dell'apprendistato, della formazione, più in generale della formazione professionale, ma il tema dell'apprendistato come uno dei punti salienti della una campagna che può fare il Partito Democratico a livello regionale. Nei prossimi giorni, con Vanessa, con Gigi Coppiello, con Bruno, se potrà, vorrei che proprio noi presentassimo questa campagna, una campagna in cui diciamo perché bisogna passare dal tirocinio all'apprendistato, perché è necessario farlo partendo dal mondo della scuola, perché è necessario fare per dare dignità al lavoro svolto, che non si fa solamente con un tirocinio, perché è necessario farlo perché l'apprendista riceva un salario e che in questo modo possa ricevere anche, come dire, un montante contributivo per la previdenza sociale. E quindi ci dobbiamo caratterizzare, dobbiamo avere una proposta forte sulla quale caratterizzarci. Ne abbiamo parlato con Confartigianato, con CGIL, CISL-UIL, con le organizzazioni datoriali. È possibile farlo, è possibile far incontrare in questo modo, in maniera migliore, la scuola con il mondo del lavoro, iniziare un percorso di apprendistato che possa essere lavoro. E quindi questo sarà davvero un nostro obiettivo. Vedete, anche qui ci muoviamo in un tema, su una questione in cui la Regione Veneto ha fatto ricorso, ha impugnato la legge
dello Stato fatta da Orlando sul tema di diminuire l'utilizzo del tirocinio a favore dell'apprendistato. E quindi io peraltro l'ho appreso ieri, invece me l'ha detto ieri Orlando, forse lo sapevo, l'avevo dimenticato, forse me l'avevano detto Vanessa. Ma ecco, dà proprio l'idea di qualcosa di diverso su questo punto che dobbiamo realizzare. Ecco, allora direi che possiamo davvero partire da qui, sapendo che noi abbiamo bisogno di lavorare sull'apprendistato, di lavorare sulla formazione, e abbiamo bisogno, per rendere più forte il nostro Veneto, di riprendere, ne ha parlato Orlando, ne abbiamo parlato parecchio in questi giorni, anche con Tiziana e Roberto, di riprendere quella parte di capitale umano che dal Veneto se n'è andato, giovani che hanno studiato e che sono andati all'estero, che sono andati in Emilia, in Lombardia, e che da noi tornano meno rispetto alle altre regioni. E quindi anche su questo stiamo organizzando, voglio ricordarlo, con Laura Puppato, un convegno per mettere a fuoco una nostra proposta su proprio questo tema della migrazione dei giovani dal Veneto. E solo così mettiamo, diciamo, davvero i nostri occhi dentro i problemi, il nostro cervello a disposizione della costruzione di una proposta. Come sempre avevo detto, sarò breve, quando lo si dice non lo si è, ma adesso ho veramente concluso e vi ringrazio. Grazie al segretario Andrea Martella. Consentitemi solo in chiusura di ringraziare Gianluca Gaudenzio, Stefano Campolo, Alessandro Basso dell'organizzazione del PD Veneto, che hanno reso tutto questo possibile, smentendo il luogo comune che le cose non funzionano ai convegni del PD. Grazie, grazie.